Ringrazio il magnifico rettore e la direttrice del dipartimento e l'assessore che per precedenti impegni sta uscendo. E ringrazio per l'amichevole sostegno. Due parole, poi non vi tedio oltre. La decisione di candidare Udine e Cividale come sede del 10° congresso è maturata sulla base di alcune considerazioni e circostanze. Intanto, come è stato già citato, abbiamo ritenuto che dopo 25 anni fosse ormai il tempo che un congresso tornasse in Italia settentrionale. E con l'occasione, anche con questa occasione di riportare il congresso in Italia settentrionale, ricordare il coinvolgimento di questa regione nello sviluppo di un'archeologia postclassica fin dal XIX secolo. Si data infatti al 1821 la scoperta, avvenuta a Cividale del Friuli, della prima necropoli longobarda in Italia. Scoperta seguita poi, come tutti noi sappiamo benissimo, da ulteriori e numerose ricerche che stimolarono studi e approfondimenti tesi a mettere a fuoco il ruolo nevralgico di un ambito territoriale e culturale in grado di travalicare i confini geopolitici, grazie anche in quel periodo alla presenza di un'istituzione pubblica museale che è nata nel 1817, che diciamo è il nucleo fondante dell'attuale Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Un'ulteriore considerazione, anche questo è già stato ricordato, è stato l'avvicinarsi del cinquantenario del terremoto del Friuli del 1976. Un sisma che, per quelli che come me c'erano già, non in Friuli ma già al mondo, un sisma devastante che comportò la necessità di una ricostruzione identitaria prima che materiale, allineando in quel momento uno straordinario assetto di cittadini, politica e opinione pubblica. Fu dunque l'esigenza di una vera e propria riparazione culturale che portò alla nascita, come anche questo è già stato giustamente ricordato, nel 1978 portò alla nascita dell'Università di Udine, ma portò anche l'avvio di numerosi cantieri archeologici funzionali al restauro di chiese, castelli e dimore storiche. Gli scavi condotti in tali contesti consentirono la messa in luce di sequenze stratigrafiche significative, alcune delle quali hanno trovato un'adeguata valorizzazione in anni recenti grazie alla possibilità di interpretare quei dati con l'esperienza archeologica e metodologica maturata negli ultimi decenni. Circostanze queste che contribuirono a immaginare un futuro per l'archeologia medievale concretizzatosi con la creazione presso l'Università di Udine della cattedra appunto di archeologia medievale nel corso di laurea di conservazione dei beni culturali, il primo e per diverso tempo l'unico in Italia. Ci piace quindi ricordare che il primo docente ordinario nel 1990 è stata Silvia Lusuar di Siena, oggi qui presente, e che ci ha reso molto felici per aver accettato di presiedere la prima sezione del congresso. A lei si può attribuire la nascita dell'archeologia medievale moderna in Friuli, per rigore di metodo e di ricerca con cui ha impostato la formazione scientifica dei giovani archeologi. A lei, che anche dopo il suo rientro a Milano è sempre stata legata ai Friuli, la ricerca archeologica del Medioevo friulano è debitrice per aver insegnato un rigoroso metodo di ricerca che ancora dà i suoi frutti. Grazie. E chiamo la professoressa Lusuar di Siena. Qua, qui, sempre qua al centro. Penso. Allora,
Noi abbiamo ritenuto però prima di lasciare insomma, l'inizio ai lavori, ci allarghiamo un po', ma insomma ormai sto finendo, mio mandato devo fare. Volete fare? Sì, un pochino. Siamo Le lacrime aiutano a scalare. Siamo impegnati. E un segno del nostro riconoscimento con il sigillo dell'università, con l'intestazione che lascerò, cioè, quando saranno. Bene, grazie. Beh, che dire, allora, cercherò di essere seria. E grazie per tutto questo ricordo, per questo riconoscimento che francamente non mi pare di meritare, se non certamente, adesso piango. Se non certamente per l'interesse che l'esperienza udinese, diciamo, quando ho saputo di aver vinto questa cattedra, mi sono fiondata con entusiasmo, con curiosità, proprio perché allora prevalentemente di Longobardi o di Alto Medioevo, di Tardo Antico mi occupavo. E devo dire che i frutti di questa mia presenza a Udine, che oggi ricordate così, con tanta simpatia, eccetera, è legata moltissimo e ha dipeso moltissimo, come anche lei diceva prima, ricordava prima, dalle persone che ho incontrato. Allora è stata la prima e inizialmente l'unica cattedra di archeologia che c'era a Udine, quindi vantaggi e pregi di non avere colleghi che, come dicono i proverbi, a volte no, sono peggiori nemici. Non guardi me. Voglio dire, è notorio, no? Il proverbio è notorio. Quindi, a parte la fatica di portarmi da Milano molti libri in una stagione in cui ancora erano già stati inventati, ma io non avevo il trolley, e quindi ricordo ancora la ginnastica, c'era il Romulus, glorioso Romulus, e quindi tappa Mestre, cambio treno, valigia, eccetera. Ciò nonostante queste fatiche e nonostante il fatto che anche gli impegni, diciamo, la famiglia, i figli, eccetera, mi richiamavano a Milano, io lo dico sinceramente, a Udine sono stata benissimo e ci sarei anche rimasta. Senza naturalmente togliere nulla alla mia università d'origine che mi ha richiamato e senza nulla negare alle altre soddisfazioni, agli altri incontri, a tutte le altre collaborazioni e cose interessantissime che ho fatto. Comunque dicevo, e lo voglio ufficialmente ricordare, le cose sono andate molto bene, non solo perché Udine è una gran bella città, non solo perché si mangia benissimo, cosa che non è mai stata, a mio avviso, perché il territorio è straordinariamente ricco e ha una potenzialità altissima, e poi perché ho incontrato sulla mia strada, già dal primo anno, una serie di persone, quasi tutte qui presenti, che si sono laureate giustamente, che hanno festeggiato con me il trentennale della loro laurea e che sono diventati, possiamo dire, dei pezzi grossi, non è una bella espressione, ma insomma delle figure importanti su vari fronti archeologici o didattici o museali, eccetera.
Quindi l'alchimia, questa felice alchimia che mi lascia ancora, mi fa rimanere legatissima al Friuli, a Udine e ai miei laureati, è stata appunto un'alchimia di quelle che ogni tanto accadono, per fortuna, e di cui sono grata infinitamente a tutti, anche ai colleghi che non archeologi, che allora non ce n'erano, ma ricordo con grande piacevolezza, scusate la parentesi autobiografica, Zuliani, Zuliani, Dolcini, gli altri colleghi con cui dal Cristallo a Palazzo Antonini, dopo la cena, dopo i pranzi comunitari che i pendolari naturalmente tendevano a fare insieme, su via Aquileia c'era la tappa, soprattutto dopo cena al freddo, la tappa del sorbetto, dello sgroppino con la mosca. Altro ricordo memorabile. E infine cioè, devo dire, a Udine, per la prima volta ho sperimentato la disponibilità di uno spazio grande, il laboratorio, che adesso non so più, non c'è più. Ecco, comunque, allora gli istituti, diciamo anche in Cattolica, non avevamo un laboratorio di archeologia e quindi l'avere uno spazio dove si poteva con gli studenti lavorare, provare, guardare i materiali, con una disponibilità di tempo al di fuori degli orari, è stata, credo, un'occasione di aggregazione, di riscontro umano, di amicizia, che per me allora, dopo il seguito l'abbiamo fatto anche a Milano in laboratorio, però allora mi ha illuminato proprio, mi ha dato la consapevolezza dell'importanza del disporre di questo spazio di lavoro per poter legare, fare didattica in maniera fuori dalle ore tradizionali e quindi insomma è stato molto bello. Basta, grazie a tutti e grazie. C'è il libro anche questo qua, Borsina, ovviamente. Borsina. Borsina non manca mai. Grazie mille, grazie, grazie mille. Non so se me lo merito, ma certamente lo incornicio. Adesso Simonetta. Adesso Colato. riprendo i piedi io. Io riparlo, vado al mio posto. Allora, ringrazio ancora il rettore e la direttrice del Dipartimento. Prima di cedere la parola al presidente della SAMI, della Società degli Archeologi Medievisti, vi tedio ancora con 2 parole, 2 sole, che vogliono solo ringraziare le persone che ci hanno permesso di arrivare oggi a questa giornata. Il congresso è stato organizzato con il sostegno del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, il DIOM, il Dipartimento di Eccellenza 23-27, con il contributo del magnifico rettore dell'Università di Udine. Le attività amministrative necessarie, almeno per quanto riguarda la nostra parte, poi c'è la parte di civiltà. Le attività amministrative necessarie per lo svolgimento del congresso sono state curate dal personale del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale e dal personale del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, afferente all'istituto denominato Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, Direzione Regionale dei Musei Nazionali del Friuli Venezia Giulia. Me lo sono dovuto scrivere perché non me lo ricordo mai, a cui va il nostro più sentito ringraziamento anche per la disponibilità umana che abbiamo incontrato. Anche per questa edizione del congresso SAMI siamo riusciti ad arrivare alla pubblicazione dei pré-tirage,
grazie all'apporto e alla dedizione fondamentale dell'editore Tommaso Ariani e dei suoi collaboratori, edizione all'insegna del Giglio. I contributi contenuti in questi atti, circa 200, sono articolati in 7 sezioni suddivise in 3 volumi. L'organizzazione del congresso si è avvalsa della collaborazione di Laura Biasina e di Lorenzo Passera, che troverete in questi giorni sempre qui, che sono anche i co-curatori degli atti, insieme a Angela Borzacconi e a me, di Elisa Gerin, che al momento è specializzanda alla scuola interateneo di specializzazione in beni archeologici, e a Lucrezia Maghetta. Senza di loro, senza tutte queste persone, non saremmo arrivati a questa giornata. A loro va un enorme grazie da parte mia e di Angela. Ringraziamo veramente di cuore per la disponibilità i coordinatori delle sezioni, rigorosamente in ordine alfabetico: Gianpietro Brogiolo, Enrico Giannichedda, Silvia Lusuardi Siena, Federico Marazzi, Elisa Possenti, Fabio Saggioro, Mirella Ser Lorenzi, Francesca Sogliani, Anna Stagno, Marco Valenti e tutto il direttivo della SAMI, che con il suo presidente Paul Arthur per l'amichevole ci ha sempre sostenuto in modo molto amichevole, e ringraziamo sentitamente. Nel dare il nostro caloroso benvenuto a tutti, auspichiamo che queste giornate di intenso lavoro possano contribuire in modo efficace alla conoscenza e alla ricerca archeologica medievale in Italia. Grazie, io in questo momento mi taccio e per i prossimi 3 giorni non mi sentirete più parlare. Cedo la parola, anzi invito il presidente della SAMI, il professor Paul Arthur, a iniziare a dare inizio ufficialmente al 10° congresso di archeologia medievale. Ringrazio anche per tutto il lavoro che abbiamo fatto per poter far sì che questo 10° congresso potesse andare avanti, perché essendo stato anch'io coinvolto nella organizzazione di un congresso a Lecce molti anni fa, so che non è una passeggiata, si vuol dire. No. E allora grazie doppie. Grazie. Tra l'altro è anche una specie di anniversario questo congresso, perché è il numero 10. Allora, arrivare a 10 congressi con una cadenza regolare non mi sembra affatto poco. Vediamo allora dove vado. Qui, no? Ah, perfetto, va bene. Per ricordare i congressi SAMI che sono iniziati appunto nel 1997, solo pochi anni, 3 anni dopo la fondazione della nostra società, e da ora sono continuati ogni anno a cadenza di 3 anni, salvo purtroppo per il nostro ultimo mandato, perché c'è stato il Covid. Allora il consiglio direttivo e il presidente abbiamo dovuto affrontare un periodo di 4 anni e non 3. Diciamo un anno purtroppo quasi perso per molte persone. Il primo convegno è organizzato da Sauro Gelichi a Pisa nel maggio 1997. Naturalmente ho sempre creduto alla SAMI sin dalla sua fondazione nel 1994. Vedete, 97 è il primo convegno. Questo è l'elenco dei convegni che si sono tenuti fino ad ora. Poiché il convegno ci dà una solida fondazione, direi, della nostra materia. È vero che ci sta anche archeologia medievale, che non è della SAMI, anche se io l'avessi voluto, perché viaggiare assieme mi sembra una cosa più logica, però per una serie di motivi sono 2 cose
separate, però almeno con la Sami raggruppa tutti quelli che sono interessati nell'archeologia medievale in questo paese. Non solo, perché vorrei ricordare che negli anni abbiamo avuto francesi, ci avevamo ancora francesi, qualche greco, qualche spagnolo, qualche inglese, qualche americano, sicuramente scordo qualche paese. Comunque si può dire che la Sami non è soltanto una società nazionale, per certi versi è una società internazionale per chi si interessa alla storia medievale dell'Italia. E questa mi sembra una cosa su cui magari possiamo anche incidere sempre di più e magari anche un giorno pensare a fare qualche congresso al di fuori dei confini territoriali dell'Italia per dire guarda, l'Italia ha avuto grande impatto in altri paesi, vediamo di fare anche un convegno Sami, che ne so, in Nord Africa, in Grecia, nel sud della Francia, in Spagna, perché i colleghi nostri forestieri, stranieri, vicini, sono molto, molto spesso interessati. Posso dire che hanno gli occhi addosso quello che facciamo noi come archeologia medievale in Italia. In un certo senso, noi come gruppo facciamo un po' di scuola collettiva per l'archeologia medievale nel mondo mediterraneo. E questa è una cosa che forse spesso non apprezziamo, ma direi che è una cosa che aiuta a crescere non solo l'Italia, ma una comunità molto, molto più ampia. Sono in questo anche, prima che chiudo questa diapositiva qua, vi chiederei anche di riflettere nei prossimi giorni su quello che vedete qua, dove sono stati svolti i convegni della Sami, così che verso la fine di questi giorni uno o più persone, magari parlando con me o con il futuro presidente o entrambi, per essere propositivi per dove ci sarà il prossimo convegno tra 3 anni. Guardate un attimo i buchi, le concentrazioni e dove qualcuno si sente pronto a dire tra 3 anni anche io affronterò quel discorso, quell'impegno notevole, ma comunque divertente e alla fin fine direi soddisfacente di poter organizzare un convegno Sami. Allora ricordate, pensate e aspettiamo alla fine di questi giorni delle proposte, uno o più proposte. Poi sono anche molto contento del numero di giovani che sono iscritti. Io poi darò nel mio discorso all'assemblea tra un paio di giorni un po' tutte le cifre di come stiamo andando, però sono felice di dire che questo consiglio direttivo, con questa quantità di soci variegati, ha portato a una crescita, cioè effettivamente la Sami è cresciuta e sta crescendo e penso che questi grafici qua che fanno vedendo i soci iscritti fino a qui c'è scritto 20-25, poi Tommaso mi ha chiamato ieri, Tommaso Ariani, ha detto no, adesso non è 553, mi è arrivato qualche altro iscritto che ha pagato, devi cambiare il grafico. Ho detto io non ci posso cambiare il grafico, però appunto in tempo reale. È vero Tommaso, poi tu sai la cifra precisa, qualcuno in più, i ritardatari, però comunque stiamo a più di 550 rispetto a 400 del 2013. Beh, è un incremento totale di 24,8%, cioè diciamo che 25% in più, che non è male. Noi possiamo anche andare avanti, cioè mi piacerebbe continuare a crescere, perché so che l'unione fa la forza, però la Sami, trattandosi fondamentalmente di un'associazione professionale, cioè come è stato creato
fin dagli inizi, da Riccardo, da Tiziano, dai suoi giovani ma attivi studenti all'epoca che voi conoscete. Non si è potuto, cioè si è deciso su questa formula, e la sua crescita perciò è legata alla crescita della professione. Cioè, se non ci sono più archeologi medievisti, non ci potranno per forza essere più soci sami, a meno che non li peschiamo all'esterno. Oppure quello che io volevo fare, cambiare lo statuto. Questa è stata una delle mie sconfitte in questi anni. Vi posso spiegare perché, perché in Italia non si può cambiare lo statuto di questa società senza chiudere la società e rifondare un'altra società, col vero rischio di perdere molte persone strada facendo. Allora, per adesso penso che noi dobbiamo andare avanti così. Comunque, in altre parole, la Sami è legata in gran parte alle università dove si insegna archeologia medievale, e da cui provengono i nuovi archeologi medievisti. Allora, più studenti abbiamo, più studenti riusciamo a convincere che la cosa più bella del mondo è l'archeologia medievale, più potenziali soci avremo. Più lasciano l'archeologia per andare a lavorare in banche o in cassiere o all'informatica o vigili urbani, meno soci avremo. Allora sta anche molto a noi, nel nostro convincimento agli studenti di iscriversi, di diventare medievisti, anche se poi entrano nelle sovrintendenze, anche se poi gli vengono chiesti di studiare, di catalogare i siti preistorici o l'espansione del fotovoltaico o compilare le carte, che rimangono loro nell'anima dei medievisti, perché loro vogliono lavorare, combattere per la tutela, la valorizzazione e la conoscenza dell'archeologia medievale. Cioè, noi siamo relativamente pochi rispetto al novero dei classicisti, il mondo classico, però mi sembra che lì ci sta una cosa terribilmente sbilanciata se noi vogliamo andare a contare secoli o anni di un momento o l'altro. Io rimango entusiasmato, rimango, come si dice, ottimista. I più anziani tra noi ricorderanno l'unico concorso indetto all'allora ministero, così era chiamato Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nel 1971, quando vinsero almeno già due dei nostri presidenti, che sono appunto il caro Sauro Gellichi e il caro Gian Pietro Brogiolo, che erano presidenti, come vedete qui, per un certo numero di anni. Allora loro hanno avuto la possibilità di vedere due grandi lati istituzionali, la cultura e quello universitario. E secondo me questi li ha anche aiutati molto a capire la complessa situazione in cui ci siamo. Io per questo ho voluto anche nel consiglio direttivo spingere la Mirella Se Lorenzi, spingere Francesco Carrera ed altri di stare insieme a noi, perché siamo una società, come si può dire, inclusivo, non soltanto sì, professionale sì, ma non soltanto accademico, non soltanto dell'università, ma di tutti quelli che lavorano in questo settore. Quando sono entrati loro con altri, ci stava Maria Rosaria Salvatore, poi stesso periodo mi pare Lidia Paroli, qualcun altro al momento mi sfugge, forse Lianelli, la Profumo, Lianelli nel Salernitano. Cioè era un momento anche di entusiasmo dalla parte universitaria e dalla parte del ministero, perché si stava lavorando insieme per creare questa bella disciplina.
tempi assaltanti che coincidevano in Italia con il mio arrivo, tra l'altro, dall'Istituto di Archeologia di Londra, perché io mi sono messo a lavorare con Andrea Carandini a Sette Finestre nel 77, 78, 79, in pieno fervore di una rivoluzione italiana, non soltanto medievale, ma l'archeologia che doveva cambiare radicalmente. E allora ognuno che pensava, più c'era, più buttava per poter stravolgere. Adesso dobbiamo avere strato dopo strato, migliaia di strati, dobbiamo classificarli col matrix, il diagramma stratigrafico, dobbiamo analizzarli, dobbiamo contare ogni coccio, non buttare il coccio perché quello rappresenta un numero. E i semi, cosa facciamo con i semi? Cioè tutto era in uno stato di grande flusso perché si vedeva una storia che prima ci si buttava via nelle carriole perché non ci si dava tanta importanza. Questo molto dovuto a Andrea, dovuto anche al grande Riccardo, perché la scava di Sette Finestre era una scava a scuola, ma anche quella di Riccardo a Rocca San Silvestro era una scava a scuola, forse anche Montarenti ha fatto la scava a scuola, pure con Richard Hodges. Scarlino. Scarlino pure, sì. E poi Tiziano Manoni, forse un pochettino più schifo, ma andava avanti a fare delle cose simili, in forte contatto con chi stava oltre frontiera in Francia, in Spagna, nella zona Ligure. Allora, era un momento bellissimo a cui mi dispiace, i più giovani hanno perso, però forse possiamo rivivere qualche specie di grande rivoluzione. Negli anni successivi anche le università si sono raccolte le sfide, perché le sfide in quel periodo sono iniziate con Siena, con Liguria, a Genova, un po' con Milano, con qualche università, ma nel giro di pochi anni tutti volevano archeologia medievale. E questa è la situazione attuale dove ci sono insegnamenti o almeno corsi di archeologia medievale all'interno dell'archeologia. C'è qualcosa? No, devi stare più vicino Un al po' più microfono. vicino, sì. Se no Ok, sentono. qualcuno Di non... troppo, ti qual- muovi mi troppo. muovo troppo, ma io sono una persona irrequieta. Ehm, Comunque, purtroppo mi sembra che ora abbiamo un po' perso quel senso di rivoluzione, di quella rivoluzione perpetua di cui parlava Richard Rees molti anni fa, ispirandosi ad altri archeologi, che l'archeologia non era una scienza sclerotica, fissa, precisa, ma dava lo spazio di un costante sviluppo, ma adesso siamo arrivati, io spero, non in ritardo, ma avendo perso questa rivoluzione dobbiamo in qualche modo reagire, perché ormai dobbiamo reagire a tagli nelle spese pubbliche, che porteranno probabilmente a tagli nell'insegnamento, a cominciare da materie proprio come la cultura. Penso che molti di voi ricorderanno, ma l'anno scorso formalmente, anche se l'idea è venuta fuori nel 2021, di chiudere archeologia a Sheffield. Per me è stata una grande botta. Tra l'altro, il mio carissimo amico Umberto Albarella, che è un archeologo, anzi archeozoologo napoletano, è andato lì, ha creato una delle migliori scuole di archeozoologia in Inghilterra e Sheffield è chiuso. Sheffield era dove è nato Graham Barker, forse il più famoso preistorico degli ultimi 20 anni. Sheffield era noto da tutti, Sheffield non esiste più. Dall'anno scorso sono stati smistati. Barker è andato in pensione,
E ci sono altre università che pagano lo stesso scotto e anche noi in Italia vediamo gradualmente tagli qua, tagli là, limature qui, limature lì. Dove andremo a finire? E questi nuovi sistemi di reclutamento di cui Giulio Volpe ha scritto un articolo l'altro giorno, tutto basato su algoritmi, ma ci garantirà la qualità per andare avanti e crescere o per essere sempre meno incisivi nel novero dell'archeologia? Il futuro potrebbe essere quindi molto cupo e sta a noi cercare di arginare quello che sembra essere una tendenza molto preoccupante, perché la cultura è la conoscenza in genere. Non solo siamo sotto attacco a causa degli tagli alle spese pubbliche, ma anche a causa di una preoccupante diffusione di falsa cultura, un po' come la fake news. Cioè, questo è uno dei grandi svantaggi dell'intelligenza artificiale, dei social network. Mi piace tanto questo, ma ci sta la Francesca Agro che ci copre la risposta. Ah, grazie. Il problema del social network che ora sono invasi da falsi sapientoni, sapientoni. La I sta Ah, prima. grazie, sapientoni. Che io mi sono fatto male la gamba l'altro giorno, dice, ma vado all'ortopedico o vado al bar? Beh, al bar mi sapevano dire vita, morte e miracoli, cosa devo fare? Però l'ortopedico mi ha curato. A quanto pare, poi ripensando all'America, dove mi preoccupa molto la situazione attuale, molte persone pare, adesso non va avanti, grazie Simonetta, forse, forse Francesca aveva un ruolo. Forse avevo un ruolo, sì. Si è bloccato. Bene. Non riesco, scusa. Non si è sbloccato. Allora, mi tocca fare così. No, si è bloccato. Tu vai avanti, io lavoro, no? Ma serviva questo, serviva. No, non posso fare niente se no cambio Non tutto. può- No. vabbè. Comunque è una bella diapositiva che fa vedere un pochettino come anche, cioè anche che gli americani, pare, molti, ma forse un 40%, erano convinti che l'uomo viveva a fianco ai dinosauri. E qui ci sta un bel fotomontaggio con gli egiziani, con i blocchi delle piramidi trasportati da brontosauri per poter costruire le piramidi. È come la foto che è uscita l'altro giorno di Leonardo che dipinge, no, cos'era adesso? La Cappella Sistina, qualcosa. Ci si vede, no? Adesso vai tranquillo che io ti recupero. Sì, Sì, quello qua. serve. Quello serve. Ah, vedete? No, No, non aspetta, vedete. aspetta. Eh. Questa è una futura vera. Allora, questa è la prova, la dimostrazione che c'erano i dinosauri 4.000 anni fa, 4-5.000 anni fa. E molti americani ci credono. Allora, dove stiamo andando a finire? Io spero che nessuno qui ci crede, ma se qualcuno ci crede, vi chiedo di alzare la mano. No, meno male.
se no si toglie la tessera della Sani. Tentata. Ehm, naturalmente in senso metaforico questo potrebbe anche essere vero, però questo è un altro paio di mani. Tuttavia, credo che abbiamo ancora un ruolo molto importante anche per via di questo da svolgere, che dovremmo approfittare di un maggiore interesse del pubblico per il Medioevo, anche se spesso può essere fuorviante. Negli ultimi 10 anni o so si è assistito a una forte crescita di interesse per il Medioevo, sia nel mondo accademico, sia tra il pubblico. I numeri di iscritti, almeno al triennio, stanno aumentando abbastanza bene. Pubblicamente stiamo assistendo a molti cosiddetti festival del Medioevo. No, se mi fai così mi blocchi di nuovo. Sì, sei troppo agitata. Troppo agitato, no, Troppo calmissimo. agitata. No, stavo dicendo che stiamo assistendo a moltissimi reenactment su e giù per l'Italia. Io ho messo quello che io ritengo essere più bello, che è il mercato delle gaite a Bevagna, che è un tiro di schioppo da Perugia, che invito tutti quanti ad andare a vedere, che sembra veramente fare un tuffo nel tempo. Simonetta, puoi fare, vai tu, Sì, non mi fido di me stesso. anch'io, perché sempre Grazie. cosa che si è bloccato. Quindi, aspetta, che vado avanti di qua. E qui abbiamo un'enorme possibilità di incidere, di lavorare. Non sto parlando con quelli del mercato delle gaite, dove vanno archeologi, storici, professionisti, sarte che imparano come si cuciva nel Medioevo, falegnami che studiano come lavoravano i falegnami medievisti. È eccellente e vi invito. Però tanti in Italia che sono delle cose fatte in modo rocambolesca. E noi possiamo incidere su di loro per tentare di far capire quanto è bello il vero Medioevo, come studiare, perché studiare e per proporre dei reenactment che sono decisamente molto più di impatto. Tra l'altro lì ci sta anche il richiamo turistico, il richiamo economico, allora c'è anche una... Dobbiamo cercare di sfruttare questo crescente interesse pubblico in modo da ottenere prima di tutto il consenso dell'opinione pubblica, che poi ci rafforza quei posti universitari, più studenti che chiedono i posti, e contribuire persino a impedire catastrofe, come quelli cui leggiamo oggi dal monastero di Santa Caterina del Sinai in Egitto, dove non so se avete letto tutti che in questi giorni quello è il monastero originale, Costantino, la chiesa giustiniana è ancora in piedi, fortificato, la marina fa la Castelfranchi, mi raccontava viaggi da Indiana Jones per andare a visitarlo. Questo adesso a pochi chilometri di distanza un resort turistico di lusso per chi vuole andare a fare il turismo e le vacanze a Santa Caterina. Io lo trovo di una tristezza enorme e onestamente di una distruzione barbaria come anche far esplodere la ponte di Mostar, perché distruggi il contesto, distruggi il simbolo, distruggi quello che significa. Potremmo farle a Disneyland, Orlando, a quel punto è la stessa cosa, o se no forse anche meglio perché sono i modi diretti di raggiungere il posto. Io sto quasi alla fine, ma volevo soltanto dire che dal punto di vista accademico pure abbiamo le nostre pecche. Oggi si discute poco di metodo e di teorie. Il metodo si sta sviluppando nelle scienze esatte, nelle tecnologie
nell'informazione, ma non direttamente nel nostro mondo dell'archeologia, dove il pensiero critico sembra essere quasi fermo. Non assistiamo più ai grandi dibattiti degli ultimi decenni del secolo scorso, come l'archeologia urbana, l'incastellamento, la stratigrafia e la residualità e così via, ma sicuro ci sono ancora troppe questioni aperte. La precisione cronologica deve essere una di queste. Leggete quello che sta facendo Guy Sanders a Corinto ed Atene. Leggete il spike dating, la possibilità in alcuni casi di avere datazioni al radiocarbonio precisi all'anno, al singolo anno e non più o meno. E poi si calibra il resto. Ma forse il punto più urgente è quello che riguarda la pubblicazione e la libertà stessa di pubblicazione. Il bavaglio o anche le restrizioni e i controlli sono un forte ostacolo al progresso, antidemocratici e anticostituzionali. Eppure troppi archeologi sembrano contenti di scavare senza preoccuparsi di pubblicare. Beh, non dobbiamo nemmeno sognare di usare le restrizioni come scusa per non pubblicare. Dobbiamo pubblicare e pubblicare e pubblicare e pubblicare, e per questo anche gli atti di questi convegni sono fondamentali, perché danno sfogo a tutti. Qualità diverse, ma comunque guardate, abbiamo fatto questo. Impariamo, studiamo. Non mi dilungo su questo, mi sono sfogato con voi, parleremo, penso, di queste cose anche nei prossimi giorni. Io concludo soltanto ricordandovi di nuovo di pensare al prossimo posto dove potremo organizzare il convegno, e ringrazio di nuovo Simonetta, Angela e tutti gli altri organizzatori, e voi chiaramente per stare qui per questi giorni. Allora, ho accolto con entusiasmo voce. Sì, no, voglio dire, si sente? No? No, è acceso. Allora, non è vero che ho accettato con entusiasmo questo invito. No, è stato motivo, diciamolo francamente, è stato motivo di angoscia, soprattutto quando ho potuto leggere, quindi dopo aver ceduto alle cortesi pressioni di Simonetta, mi sono sentita lusingata, e la vanità è una cosa che non bisogna assecondare. Dopo ho visto i contributi, sapevo che erano 12, mi è sembrata una cosa fattibile, poi li ho letti e qui lo dichiaro, ve lo anticipo, vi assicuro che li ho letti tutti e vi assicuro che sono anche li ho apprezzati certamente. Non mi sento all'altezza di un commento adeguato ai contenuti di questi contributi. Siccome rispetto agli altri erano numericamente di meno, mi sono sentita quasi obbligata a sceglierne uno per la pubblica relazione. In realtà avrei fatto molto bene a sceglierne di più e a dare la possibilità agli autori di questi contributi molto eterogenei, questa è una delle difficoltà dal punto di vista del contenuto,
sarebbe stato meglio e forse più adatto per una discussione se appunto, gli autori avessero esposto direttamente alcuni problemi. Ho scelto il lavoro, il progetto di Forlina, Ugenti e Matthews perché mi è sembrato, oltre ad avermi interessato particolarmente per motivi personali, mi è sembrato che di questi tempi in cui i disastri incombono da tutti i punti di vista e anche in previsione, diciamo, l'anno 21 sarà appunto l'anniversario del terremoto del Friuli, mi è sembrato un articolo particolarmente, un contributo, un progetto particolarmente interessante che poi guardava all'estero, cioè guardava alle esperienze extra italiane. La varietà e la difficoltà, devo dire, per certi punti di vista, per certi affondi di questi contributi mi inducono semplicemente a fare qualche osservazione molto, molto personale che esprime anche sicuramente un disagio, diciamo perché certamente appartengo a una generazione che di fronte, che non ha sperimentato di persona, come è necessario sempre fare, non ha sperimentato l'applicazione di certe tecniche che col digitale dal GIS in poi sono diventate parte fondamentale, o il volo con i droni, eccetera, eccetera, le ricostruzioni tridimensionali, insomma tutto questo che so che esiste è un'ottima cosa. Nel mio vissuto ha avuto poco spazio per una serie di ragioni, diciamo principalmente anche economiche, perché non sono mai stata erano altri tempi, insomma, una buona organizzatrice, non sono mai stata capace di acquisire e di attirare fondi. Un po' per pigrizia, certamente, un po' per inadeguatezza personale. Quindi ricordo già con piacere, i più anziani se lo ricorderanno, una discussione amichevole avuta con Riccardo Frankovic e c'era anche Paolo Peduto riguardo appunto tutte le potenzialità che Frankovic allora, che Riccardo stava avviando, aveva già in qualche modo avviato a Siena, con capacità di fondi riguardo appunto tutto l'avanzamento tecnologico in campo archeologico. Quindi questi contributi che poi vedrete, anche se non sono raggruppati nel volume, cioè nel primo filone sulle teorie e i metodi, di fatto a livello generale toccano problemi cronici, diciamo, quello della stratigrafia, delle US, dei diagrammi stratigrafici e del problema di superare il famoso diagramma di Harris, che risale al 73, e ci sono 3 contributi che toccano da punti di vista diversi diciamo, queste problematiche. Poi ci sono contributi che riguardano, diciamo, soprattutto l'Italia meridionale, la Puglia, gli insediamenti, l'archeologia degli insediamenti, l'archeologia del rupestre, questo che giustamente, questa nuova definizione, ecco, che si sostituisce a civiltà rupestre in maniera certamente più appropriata. Poi c'è un contributo di Enrico Giannichedda
provocatorio come al solito, questa volta anche nel titolo, con la domanda: è possibile non essere etnografi? Le fotografie storiche, la fotografia storica come provocazione. Un ragionamento a sé di Enrico, che porta sempre i suoi ragionamenti alle estreme conseguenze, e certamente fa riflettere, anche se da un certo punto di vista non mi pare che le cose che dice sì, forse vanno meditate, ne va acquisita piena consapevolezza, però diciamo almeno nelle generazioni più vecchie alle quali appartengo, c'è la consapevolezza e la necessità sempre più di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per fare anche archeologia medievale, che ormai è un termine ristretto, no? Cioè sempre più si capisce che per fare l'archeologia medievale in un certo modo c'è bisogno di avere una larghezza di orizzonti e una capacità di aggiornamento e di indagine nei diversi campi del sapere, dalle scienze dure a quelle umanistiche, veramente impegnative. E qui poi, se mi ricordo, farò una parentesi sul problema invece dei curricula universitari, che sono assolutamente, almeno adesso da qualche anno che sono in pensione, ma mi sembra complessivamente siano inadeguati come percorsi curricolari a formare gli studenti con questa larghezza di orizzonti, con questa capacità anche di collaborazione, di contatti all'interno di un ateneo o di più atenei, come giustamente si è in certi casi indotti a fare, no? Per acquisire le competenze esatte. Poi, sempre in questo quadro generale di questa prima sezione, che appunto ha diversi aspetti, c'è un contributo interessante e molto difficile per me, forse per tutti, a meno che non siano siciliani e non siciliani o comunque interessati al problema dell'utilizzo del libro di Ruggero II, di Drisi, il libro di Ruggero II, per appunto affrontare il tema e ragionare sull'attendibilità di questa fonte importantissima per ricostruire gli assetti insediativi della Sicilia medievale. Quindi questo contributo molto, molto preciso, naturalmente difficile da seguire, soprattutto per chi non affronta, non ha nel suo ambito di competenze il mondo arabo e la Sicilia araba, però certamente di grande profondità. Lascio per ultima, segnalo altre due cose, lascio per ultima la questione delle US, su cui vorrei tornare. Degna di nota anche il contributo di Flora Miele sui manufatti di Cencelle, per una lettura verso una nuova lettura dei manufatti ceramici basso-medievali. Allora, qui ho appreso, lo dico con un certo imbarazzo, ho appreso che esiste, e non lo sapevo, l'ho letto per la prima volta in questo contributo, la traceologia. C'è qualcuno qui che la conosce, cioè che l'ha già sentita, la traceologia? Ho dovuto guardare in Google e ho scoperto che proprio esiste.
Io pensavo, era scritto con una C sola e pensavo fosse un errore di stompo. Ho detto, ma traceologia, cosa diavolo sarà? Forse allude alle tracce, però con 2C. E no, invece esistono su Google tutte e due le versioni e proprio è una cosa che si adotta in archeologia, quindi sappiatelo, della lettura delle tracce, della rifinitura delle ceramiche, anche con l'ausilio dell'archeologia sperimentale per riconoscere e capire a livello di manifattura e anche di bottega come si fanno determinati vasi. Allora, l'uso di questi termini mi ha fatto pensare, perché come alcuni di voi sanno, i miei esordi sono stati studiando le anfore romane, peraltro. Ma tutta una serie di cose, di osservazioni che ai miei tempi avevo imparato a fare di routine per capire, adesso hanno un'etichetta. Cioè guardare, cercare di capire da come sono rifiniti i vasi, qual è la bottega, se due delle produzioni sono simili, se usano gli stessi strumenti, mi sembrava una cosa naturale, cioè una cosa istintiva per chi studia gli oggetti. E invece, appunto, adesso c'è la tracceologia. Questo mi ha un po', cioè mi ha fatto capire che sono fuori, ormai sono un prodotto di nicchia, diciamo, non più attendibile, non più adattabile, ecco, a certe forme un po' così, che reputo un po' esagerate, un po' perverse, ecco, dal punto di vista lessicale. Ma a parte questa cosa, certamente un articolo interessante, che però non mi pare che fornisca, dal punto di vista del metodo, degli stimoli ulteriori rispetto a quelli che di solito, se uno si dedica allo studio dei materiali, cerca di dotarsi, no, di determinate capacità di osservazione. Due punti ancora e poi tu dammi il tempo perché no, no, dammi il tempo. Va bene. Allora, ho capito questo per quanto riguarda le unità stratigrafiche, che naturalmente il diagramma di Harris e tutte le cose, e tutto il dibattito che ne è seguito, Il microfono, devi tenerlo più vicino. Sì. un po' rubato. Mi sentite così? Ah sì, un'altra cosa. Scusate. Allora, dicevo che da parecchi anni una delle prime critiche, se non ricordo male, qui in sala c'è chi mi può smentire o puntualizzare i miei ricordi, il problema del non rappresentare la durata delle US, cioè quanto una struttura rispetto agli strati dura nel tempo, quindi l'incapacità nel diagramma tradizionale di rappresentare adeguatamente la durata delle strutture era uno dei primi problemi, una delle prime contestazioni che avvenivano, che sono state, che sono emerse dopo gli anni 70-80. Ora, ho capito che attraverso tutta una serie di passaggi digitali che non vi saprei ripetere, c'è a Siena, quindi un modello un modo di rappresentare, di fare i diagrammi stratigrafici automatici che mi sembra ragionevolmente, da quel che ho capito, risolvere questo problema.
risolvere questo problema e quindi diciamo, dare la possibilità con questi strumenti digitali a chi scava in tempo reale di creare dei diagrammi che forniscono un corretto rapporto tra strati e strutture in elevato. Voglio dire, tanto di cappello, non ne ho esperienza, mi piacerebbe vederlo alla prova, ci credo, però devo dire, non conosco questi sistemi, quindi ne ho preso atto, ma non sono in grado di entrare nel merito. Mentre invece un articolo un contributo più semplice, che può sembrare anche sbrigativo in qualche modo, ma che invece mi è sembrato, almeno, anche alla mia portata e molto pratico, è quello proposto da Maria Carla Somma e da lei, che scusate, o leggo o i nomi non me li ricordo. Certo che avendo qui chi li ha fatti e dovendo parlare io, cioè, è un po' paradossale. Comunque, vuol dire, cosa ho apprezzato di questo semplice contributo che può farsi sul campo facilmente anche da gente della mia generazione, soprattutto. E quindi che può essere anche facilmente, dal punto di vista didattico, messo in pratica anche da studenti alle prime armi. Appunto è quello di semplicemente con una linea curva nel diagramma che da un lato con la linea continua mette in relazione i rapporti fisici, con una linea tratteggiata i rapporti stratigrafici e con una linea curva la durata della struttura in elevato. Una cosa che da un punto di vista pratico mi apre un punto di domanda è vero, da un lato è necessario cambiare il numero di unità stratigrafica muraria nel momento in cui questa dura, no? Perché il diagramma funzioni, almeno nell'esempio che è. Alla fine però penso nella testa di chi sta scavando, se questo, e lo dico per esperienza pratica, se questo cambiare numero di unità stratigrafica, quindi questa abbondanza di numeri, quando una stessa struttura che dura nel tempo, se uno, come tendo purtroppo a fare io, ha un certo modo di visualizzare le cose, fa molta più fatica a ricordare però questa è un'obiezione banale. L'ho trovato un sistema, l'ho trovato un articolo, come si dice, un contributo pratico e di buonsenso che è facilmente applicabile senza ricorrere, naturalmente come ogni cosa dei limiti, e quindi certamente appunto sistemi digitali più sofisticati avranno sicuramente una ricaduta. Come anticipavo, a parte questi contributi di carattere proprio teorico, altre esperienze riguardano soprattutto l'Italia meridionale, che è ben noto, non è un territorio che io conosco, che ho mai studiato, e quindi ho imparato una serie di cose. Mi sono un po' stupita
mi sono un po' stupita che a livello, cioè in questo filone, non ci siano stati, tranne quello di Vasco La Salvia, contributi su qualche insediamento nell'Italia settentrionale, che è completamente vuoto, direi. Nell'Italia meridionale è molto apprezzabile, ma c'è un progetto in atto molto, molto importante sulla cultura bizantina nell'Italia meridionale, quindi il contributo di Paul Arthur e degli altri su Oria, sulla cittadella bizantina di Oria, sugli scavi, sui saggi fatti, va letto, è interessante di per sé, ma va letto all'interno di un quadro generale per cui bisogna leggere la bibliografia più di dettaglio e il programma è questo grande progetto che è in atto. Quindi io ho preso atto, ma non saprei come entrare nel merito. Anche gli altri contributi sull'archeologia del rupestre, che come dicevo opportunamente è stata sostituita diciamo al termine di civiltà rupestre, importante perché sottolinea in questo contributo di Stefano Calò e Paolo Marcato, se non erro, sì, no, Ruggero Lombardi. Ruggero Lombardi sottolinea l'importanza nella lettura e nell'analisi degli insediamenti rupestri, il ruolo dell'epigrafia e della stratigrafia, della stratificazione che emerge dalle scritture. Contributo importante, diciamo non particolarmente innovativo, però mi sembra, nel senso che sappiamo, credo tutti, che come quando si studiano gli affreschi, cioè come sanno benissimo anche gli storici dell'arte, ogni cosa che riveste una struttura ha una sua stratigrafia e se si vuole riconoscere o ricostruire tutta la storia e la sequenza di occupazione di un monumento, di una grotta in questo caso, di una chiesa, di un qualsiasi altro edificio, bisogna intersecare quanto dice l'archeologia del sottosuolo, l'archeologia dell'elevato. Nell'archeologia dell'elevato la storia dei singoli strati di affresco o di pittura va naturalmente intersecata con la durata della struttura. Se ci sono date, tanto di guadagnato. Se non ci sono date, c'è, diciamo, un aspetto paleografico dominante, è chiaro che questo carattere paleografico dominante va inserito a livello cronologico generale, prendendo come campioni o prendendo come termini di paragone le scritture dei manoscritti e diciamo, osservando la linea di tendenza e i mutamenti che avvengono all'interno di una certa area nelle scritture esposte, nella scrittura epigrafica o nella scrittura di manoscritti. Infine, Castelseprio. Allora, Vasco La Salvia, per il titolo Complessità e bilanciamento tra conservazione e interpretazione storica, stratigrafia integrata del sito di Casapiccoli, Casa Torre.
Allora, so che Vasco ha preso spunto dalla travagliata vicenda a Castelseprio, appunto, di questa Casa Piccoli, per fare un discorso ineccepibile, che però è nell'esperienza, credo, di tutti, cioè forse non ha così bisogno di essere, o perlomeno forse sì, non so, ma a me sembrava abbastanza scontato, l'attenzione per i restauratori quando si restaura un monumento oggetto di scavo, naturalmente l'attenzione che occorre riporre per non fare un falso, no? Per non fare un falso che induce poi, come a Castelseprio è accaduto diverse volte nel corso del tempo, nella fattispecie Casa Piccoli, la cosiddetta fucina, no? Ha interrogato molti di noi a lungo e lo scavo finalmente ha messo sotto gli occhi, ci ha messo di fronte una situazione completamente diversa. Nella fattispecie si osserva come il riposizionamento di certi blocchi nella soglia di questo ambiente rispetto alle vecchie foto, poi restauri moderni, restauri più recenti, induce in equivoco. Quindi, insomma, diciamo, il contributo è un avvertimento, una annotazione sulla necessità di un restauro filologico nel senso letterale del termine. Cosa su cui credo siamo tutti d'accordo. Basta, io non Hai avrei... ancora 5 minuti. Oh, per carità. Puoi No, rinunciare. no, rinuncio, no, nel senso che magari se qualcuno, Marco Valenti, per il programma digitale vuol dire qualcosa di più. Stefano Bertoldi. Stefano Bertoldi, scusate, dov'è Stefano Bertoldi? Stefano lì. Bertoldi, ce lo racconti? Ti cedo volentierissimo, perché ho capito che viene bene, però onestamente... Ecco, No, devi stare qua perché non ti sentono da casa. In realtà non fa miracoli, quindi ecco, nessuno non è ancora capace. la continuità di vita di una struttura è un tema più Sì, complesso su cui sinceramente non ci siamo confrontati. La cosa che fa il matrix automatico di Dixie è semplicemente quello di tradurre i rapporti stratigrafici testuali X opere Y Sì. in automatico in un diagramma stratigrafico e lo fa in modalità web gratuito, quindi non è a pagamento a differenza di altri programmi che si trovano online, e in modalità condivisa, quindi due utenti che condividono lo stesso progetto di scavo possono visualizzare e modificare il diagramma stratigrafico. Quindi diciamo, non è una rivoluzione, non si vuole approcciare come rivoluzione metodologica in questo, è semplicemente uno strumento al servizio della comunità. Ci dica qualcosa di più, se può, dal punto di vista, non ha qualche immagine. Io non ho fatto diapositive, non so, io non ho fatto diapositive degli schemi che ho visto, purtroppo confesso che non ho fatto il tempo. Lei non ha qui niente? No, non dovrà. Mi interessava questo discorso della condivisione, no? Cioè, pensiamo un po' praticamente. Cosa vuol dire in termini operativi? Lei sta lavorando su uno scavo, io pure, ma non sono lì con lei.
lei ha stabilito una certa, serie di, nella sua esperienza, nel suo saggio, una serie di rapporti. Come si chiama? Dixie. Dixie. Dixie, Allora, ha capito? Cioè, ok. ecco, Allora, diciamo, visualizziamo, ok, cioè proviamo a non ho- vedere. non ho slide perché sono stato avvolto un po' di sorpresa, sinceramente, quindi mi scuso con tutti. Colpa mia, colpa mia. Esatto. Allora, la condivisione sostanzialmente per cosa è stata creata? Lo scavo archeologico non è un'esperienza singola, è un'esperienza di gruppo, di team, e quindi è necessario che tutti i membri del team possano perlomeno visualizzare il diagramma stratigrafico, e quindi la sequenza, e in questo senso appunto funziona la condivisione. Poi in realtà ora ho un po' semplificato, ci sono dei privilegi, ci sono gli amministratori e degli spero, utenti, sì. esatto, Se no quindi- diventa un social pericolosissimo. esatto, quindi quello diciamo è gestito in qualche modo il sistema, quindi non è fatto, non è composto di una libertà assoluta di tutti gli iscritti. Poi ogni progetto chiaramente è un invito, quindi se il mio progetto di scavo posso invitare altri Certo, utenti sì. a visualizzare, a dire partecipare. a dire la loro opinione. Esatto. Eh, un aspetto fondamentale, diciamo, piace puntare, è quello della libera professione. Lato universitario, diciamo che per noi fare un matrix ci possiamo dedicare un giorno, una settimana, un mese, è abbastanza indifferente, un po' più di tempo ce lo abbiamo. Spesso però per i liberi professionisti fare un matrix anche relativamente semplice con 150-200 unità stratigrafiche è un impegno di ore di lavoro che non viene retribuito. Quindi semplificare il lavoro e farlo gratuitamente credo che possa essere un dovere dell'università in questo e di chi lavora lato universitario sull'archeologia. Certo, sì, sì, sì. Bene, grazie. Dicevo una cosa in fondo, ma non mi ricordo più. Una cosa anche importante. Sull'US. Sull'US no, sull'US già fatto. no, perché senza diapositive poi, cioè, l'importante appunto per la mia testa, è chiaro, cioè non do lezioni a nessuno, ma l'usare, cioè il problema di fondo per me da decenni è sempre lo stesso. Cioè il problema più problema di tutti è, secondo me, la formazione dello strato. All'origine di tutto c'è quello. Per la comprensione, voglio dire, delle dinamiche che hanno interessato un sito, io posso stabilire benissimo e con grande acutezza o capacità di osservazione, scavo correttissimo i rapporti fisici di strati e quindi la sequenza. Quello che mi risulta molto difficile, perché mediamente se non si scava, come adesso per fortuna si tende a fare, però con dei geologi, cioè con persone che hanno nella loro formazione una preparazione sul fronte della formazione dello strato, del sedimento, l'interpretazione dello strato e quindi della storia diciamo, degli eventi che hanno interessato quella certa area diventa magari stratigraficamente correttissima, ma dal punto di vista interpretativo
difficile, no? Difficile o inesatta o impropria. Ecco, allora da tempo penso che, e io probabilmente non sono aggiornata io, non sono informata, ma su questo aspetto della formazione degli strati, che forse aveva avuto un buon inizio anche con il primo e mi risulta l'unico numero di archeologia stratigrafica dell'Italia settentrionale, direi, se non ricordo male, che aveva iniziato Brogiolo con qualcun altro a Como, primo numero di una rivista, il cui scopo era proprio quello, se non ricordo male, di approfondire la conoscenza, diciamo, gli aspetti più propriamente legati alla determinazione della formazione degli strati. Voce che naturalmente sulla scheda di unità stratigrafica, ho in mente quella che usavo anch'io, è segnalato, è estrapolato come, diciamo come lemma, ma di fatto resta spesso non compilata, oppure riporto, livellamento, no? Non so, focolare. Ecco, però quando gli strati sono più complicati, certo, tu metti i componenti, cosa c'è dentro, eccetera, eccetera, però immaginare nel divenire questa formazione continua a essere, secondo me, una cosa difficile su cui occorrerebbe ben concentrarsi anche a livello didattico con persone che invece gli strati li studiano con altre competenze. Beh, allora intanto io ne approfitto per ringraziare tutto il comitato organizzativo di domanda New Perspectives on the Archaeology of Post-Disaster Recovery in Medieval Europe. È appunto un progetto dedicato allo studio dei paesaggi post-disastro da una prospettiva archeologica che si è focalizzato su 3 casi di studio, 3 catastrofi iconiche dell'Europa basso medievale. La grande frana del Mont Granier del 1248, siamo nelle Alpi francesi a sud di Chambéry, con ogni probabilità la più grande frana di epoca storica in Europa, con i suoi 350 milioni di metri cubi di deposito, con almeno 5 insediamenti scomparsi sotto questa colata di rocce e fango. Poi il fortissimo terremoto del 25 gennaio 1348, con un epicentro calcolato poco distante da qui, in Val Canale, vicino a Tarvisio, che con una magnitudo stimata a 7 è considerato il più forte terremoto generatosi nelle Alpi orientali negli ultimi 2000 anni. Ecco, si è fatto riferimento più volte al terremoto del 76. Questo terremoto, sulla base delle stime attuali, deve aver generato un'energia sismica 10 volte più potente rispetto a quel terremoto 76. Appunto è un evento che ha causato la distruzione quasi completa di molti centri in Carinzia, in Austria, in Carnia, attualmente in Italia, e Cernola in Slovenia. Noto è anche il crollo parziale della basilica di Aquileia, che è sulla costa, quindi adriatica, che questo terremoto alpino ha generato. Poi il terzo caso di studio è l'alluvione di Santa Elisabetta del novembre 1421, un disastro che ha causato l'inondazione di un vasto polder, il Grote Waard, di circa 300 km quadrati vicino alla città di Dordrecht, tra Olanda e Brabante, riducendo anche qui alla sommersione e all'abbandono di 28 insediamenti. In quest'area qui abbiamo un catalogo in effetti completo, ecco. Nel nostro articolo, per motivi di spazio, ci siamo concentrati solo sulla frana del Mont Granier e l'alluvione di Santa Elisabetta. Si tratta ovviamente di disastri molto distanti tra loro geograficamente e cronologicamente, generati peraltro sì, forse sì. Ora, se così funziona. Generati, dicevo, da fenomeni appunto diversi, geomorfologici, tettonici e atmosferici, ma caratterizzati comunque da un importante elemento comune, che è questo, che l'impatto di questi eventi è ancora oggi inscritto fisicamente all'interno dei paesaggi contemporanei, cioè la frana del Mont Granier è ancora lì, la vedete se visitate quest'area, così come le frane generate dal terremoto del 1348, qui vedete ad esempio in basso il massiccio del Dobreš, con numerose frane appunto indotte da quell'evento sismico,
E se visitate invece l'area del Biesbosch, qui trovate un bellissimo museo che sta ancora al centro di una zona attualmente sommersa appunto a causa dell'alluvione del 1421. Allora, il progetto si è posto l'obiettivo di analizzare attraverso le fonti materiali, ma anche quelle scritte, epigrafiche, iconografiche, remote sensing, eccetera, eccetera, 3 aspetti cruciali del paesaggio post-disastro, che sono la resilienza di questi contesti, in particolare osservando strategie di adattamento al nuovo ambiente, così come episodi di ripopolamento, ricostruzione, bonifiche e riconquiste dell'incolto. La materialità della memoria, cioè come la memoria del disastro viene fissata e poi trasmessa attraverso il ricorso ad elementi fisici nel paesaggio, e infine le traiettorie di disuguaglianza sociale, cercando di capire insomma se questi disastri siano stati anche acceleratori di disuguaglianze osservabili in, ad esempio, strategie ecologiche, struttura delle proprietà, accesso alle risorse e così via. Ecco, nel nostro articolo discutiamo innanzitutto quali sono stati i riferimenti teorici più significativi di questo lavoro. Ad esempio, è stato fondamentale avvicinare queste catastrofi attraverso le chiavi di lettura sviluppate dall'antropologia culturale e dai cosiddetti disaster studies. Approcci teorici che considerano disastri non come eventi estremi, inevitabili e imputabili unicamente a fattori esterni, ma che interpretano i disastri come processi, quindi non eventi, ma appunto processi costruiti dalla combinazione di fattori naturali e culturali. Si tratta ovviamente di fattori, di processi storici, perché la vulnerabilità, cioè il grado in cui una società è predisposta a subire danni da un evento naturale, e l'esposizione, che invece è il concentrarsi di persone, insediamenti, infrastrutture all'interno di zone a rischio, sono appunto anche questi prodotti storici. Ecco, un altro aspetto su cui abbiamo posto l'accento è la percezione e l'interpretazione dei disastri nel Medioevo. Numerosi lavori, tra i quali anche un po' dei miei, o ad esempio di Andrea Arrighetti, non so se è già qui Andrea, un collega che lavora sui terremoti medievali in Italia centrale in particolare, ecco, numerosi lavori hanno posto l'accento, hanno mostrato come le società medievali avevano adottato anche risposte razionali, pragmatiche e sotto alcuni aspetti molto moderne di fronte alle catastrofi. Ma allo stesso tempo dobbiamo tenere presente come questi disastri venivano percepiti e interpretati. E per farlo mi piace ricordare questa fortunata definizione, cioè che i disastri del Medioevo sono generalmente considerati peccatogenici, cioè causati da peccati. E dunque non sorprende che buona parte delle risposte a questi eventi si sia espressa sul piano ideologico e religioso. È un tema questo, ovviamente, che l'archeologia non può sottovalutare. Ecco, un'altra fondamentale prospettiva che discutiamo nel nostro articolo è quella offerta dalla politica ecology. La political ecology, secondo la definizione del suo fondatore, che era l'antropologo americano Paul Robbins, non è tanto una disciplina con un preciso statuto epistemologico, quanto una community of practice, cioè un gruppo di persone raccolte attorno all'idea che ogni ecologia è innanzitutto politica perché è fortemente influenzata da relazioni di potere. Interessante poi la riflessione critica sul concetto di resilienza proposta da questo approccio, secondo cui in ogni processo di resilienza, e questo è ancora più vero per i processi di resilienza post-disastro, in ogni processo di resilienza, dicevo, ci sono vincitori e vinti. Sono stati poi assolutamente centrali gli approcci interpretativi proposti dai memory studies, dall'object theory e dalla cosiddetta ruination, qui vedete un po' di monografie su questi temi, che in particolare la ruination che analizza i processi attraverso cui oggetti e paesaggi degradano, decadono, sono distrutti, ma vengono anche riutilizzati, reinterpretati o reinventati. Ecco, un aspetto particolarmente centrale che è emerso in questi 2 casi di studio è la costruzione o il ripristino dei confini all'interno del paesaggio post-disastro. Si tratta di confini culturali, politici, amministrativi, ma anche mentali e che riguardano pertanto anche la percezione del disastro e della sua memoria. La costruzione dei confini si intreccia con un'altra dinamica altrettanto affascinante che coinvolge il recupero e il riuso degli elementi materiali, come questo erratico, che è il più grande erratico della frana Montgrenier, che si chiama Pierre Lachaise. Infatti nei passaggi del post-disastro
vengono riutilizzati sia oggetti generati dalla catastrofe stessa, sia oggetti recuperati dagli insediamenti e dai paesaggi preesistenti. E spesso questo recupero viene poi rilavorato nella costruzione di questi confini. Prendiamo l'alluvione di Santa Elisabetta. Dopo il 1421 l'ecologia del Gotevard, questo polder appunto di circa 300 km², mutò radicalmente. Questo polder si trasformò in un ampio specchio d'acqua, un waterscape con nuove pratiche legate alla pesca e alla raccolta di piante palustri. La pesca del salmone divenne centrale, tanto che nel XVI secolo quest'area costituiva il più importante bacino di pesca del salmone d'Olanda. Non sorprende quindi che ben presto questa nuova centralità economica attirasse l'attenzione dei poteri sovranazionali interessati a ristabilire un efficiente sistema di prelievo fiscale. C'era un problema sostanziale però, dato che la scomparsa del Gotevard aveva cancellato anche il confine politico tra Brabante e Olanda, di cui era segnato dal fiume Mosa, ora reso appunto invisibile all'interno della nuova area umida. Per stabilire la frontiera, nel 1550, due commissioni interrogarono appunto la materialità del paesaggio, scandagliando acque e sedimenti e letteralmente carotando il fondale del Verbroken, questa nuova area appunto umida che aveva sostituito il ponte del Grotevard. La presenza di conchiglie in questi prelievi veniva considerata prova in quel punto dell'esistenza del paleoartico. Insomma, è molto interessante perché queste commissioni vanno alla ricerca di tracce paleoambientali e archeologiche del confine perso. Una volta concordate le misurazioni, il confine fu quindi riesumato, registrato e mappato. E qui potete vedere una delle mappe prodotte da una delle due commissioni indipendenti che si occuparono di questo lavoro. Ovviamente l'operazione non si limitò alla cartografia, furono collocati pali con boe in vimini a demarcare il confine, ma questi generarono ben presto dispute perché facilmente rimovibili. Questi pali venivano spostati per allargare le diverse competenti zone di pesca. Allora, per ancorare in modo stabile la linea di frontiera si ricorse a grandi macine da moline recuperati dai villaggi sommersi. Eccoli qua. Ed è davvero interessante notare come queste macine siano diventate oggi un simbolo della memoria del disastro. Sono infatti oggetti dedicati a progetti archeologici che mirano al loro recupero e non a caso sono esposti nei musei locali o lungo percorsi commemorativi della grande alluvione del 1421. Nella zona mongolia invece è ovvio constatare che la grande frana medievale generò un nuovo, enorme confine fisico, che in questo caso ben presto assume una rilevanza strategica e politica di primo piano. È infatti qui che viene stabilito il confine tra la Savoia, l'area di radicamento dell'omonima famiglia signorile, e il Delfinato. E il perno critico di questo confine è Le Marche, un ambastide, cioè un villaggio fortificato di fondazione, eretto appunto dai conti di Savoia nel 1305, esattamente lungo il margine sud-est della frana, a rimarcare, quindi più o meno una generazione dopo il disastro, questa combinazione del limite fisico della frana con il nuovo confine politico. Ecco, in termini di ecologia politica, proprio qui vedete dall'immagine Ryder la posizione di Le Marche rispetto al deposito di frana. In termini di ecologia politica, è proprio la fondazione di Le Marche a produrre un salto qualitativo nello sfruttamento di questo territorio. Le analisi polliniche effettuate sui sedimenti del lago di Sant'Andrea, che è un bacino lacustre formatosi sopra il corpo della frana subito dopo il disastro, attestano che proprio in corrispondenza della fondazione di Le Marche viene attivata la viticoltura in un'area che fino ad allora era stata destinata unicamente a pascolo. Ecco, le fonti scritte ci consentono di osservare come questa attività non fosse per nulla estemporanea, ma assolutamente centrale e strettamente coordinata dai Savoia. Sappiamo che sono proprio questi signori a controllare la vinificazione, normando la raccolta delle uve e imponendo l'uso di torti signorili. Non sorprende pertanto che il vino prodotto sull'area della frana fosse destinato ad un mercato privilegiato delle elite locali come il vino di Grenoble e i conti di Ginevra.
Ecco, allora, ancora in un'ottica di ecologia politica, i nuovi vigneti possono essere letti come cash crop, che inseriscono la società post-catastrofe in un'economia orientata alla commercializzazione, con un chiaro impatto sulle pratiche ecologiche locali e sull'accesso alle risorse contadine. Ancora di confini, ma di confini al contempo fisici e sovrannaturali, rimane il culto della cappella di Mianus e della sua Vergine Nera. Infatti, fin dal day after del disastro, questa chiesa è identificata come la matrice di un miracolo straordinario, ovvero quello di aver fermato e deviato più che punto la frana. Ne parla addirittura nella sua cronica maiora Matthew Paris, e quindi raccoglie questa informazione che ha raggiunto nell'Inghilterra meridionale, in cui scrive a St. Alban in quel periodo. E qui l'immagine guida che dimostra come in effetti la frana abbia lambito la sede della cappella e della morena in fondovalle su cui la struttura si erge. Ecco, è interessante notare che questo sito, proprio a seguito del disastro del Granier e del presunto miracolo, divenne il santuario principale della Savoia e meta di processioni sovraregionali, soprattutto in occasione di altri disastri, come le pestilenze del Seicento. Vi rimando poi al contributo raccolto negli atti per considerazioni sul ruolo giocato dal recupero di campane e di fonti battesimali nel produrre ancora una nuova continuità fisica e spirituale delle nuove comunità di sopravvissuti rispetto a quelle scomparse. Aggiungo poi, avviandomi alle conclusioni, che questa riflessione teorica si è affiancata anche ad un lavoro sul campo, attivato nel caso del Mongranier l'ottobre scorso. Poi una nuova campagna di scavi e indagini geofisiche si terrà tra poche settimane e avrà l'obiettivo di comprendere meglio l'effettivo limite della frana, tema ancora molto dibattuto tra l'altro, e indagare il proprio ambiente precedente al disastro e scoprire possibili tracce di Moore, che è un villaggio appunto scomparso sotto la frana. Concludo con due osservazioni. La prima è che Westland non ha voluto definire protocolli di ricerca né imporre agende o buone pratiche nello studio delle catastrofi del passato. Ha semplicemente mostrato uno tra i tanti percorsi possibili che si possono sviluppare nello studio archeologico dei disastri medievali o antichi. Perché fare archeologia dei disastri significa, come abbiamo visto, fare archeologia del paesaggio, degli insediamenti, dell'ambiente, della mentalità. E quindi gli approcci non possono che essere molteplici, diversi e originali. E richiamano quindi importanti riflessioni teoriche anche italiane, come l'archeologia globale e l'archeologia della complessità, così come proposte da Tiziano Mannoni e Gianpietro Crogiolo. Il secondo punto fondamentale con cui voglio concludere è che fare archeologia dei disastri significa farla anche con le persone che quotidianamente vivono, studiano e lavorano all'interno di questi scenari. E sono, come abbiamo visto, ancora oggi contraddistinti dalla materialità della catastrofe medievale. È insomma anche un lavoro di archeologia pubblica che coinvolge la memoria, l'identità e anche la percezione del rischio di futuri disastri nelle comunità e per le comunità locali. Ed è grazie alla collaborazione di questi attori locali che progetti come Wastelands possono avere un impatto più ampio rispetto al pur sempre fondamentale dibattito accademico. Rappresenterò una semirapida sintesi dei contributi che mi sono stati affidati, relativi a contesti di ricerca distribuiti tra il nord e il centro Italia, oltre la Sardegna. Abbiamo fatto una divisione geografica nella nostra ripartizione dei contesti degli articoli da leggere. Si tratta di esperienze diverse, non solo per ambito geografico, caratteristiche ambientali e approcci metodologici, nelle quali l'adozione di tecnologie avanzate stanno ampliando le prospettive operative e interpretative. Dico subito però che la tecnologia rappresenta un valido supporto nell'elaborazione e nel perfezionamento delle strategie di intervento, ma non può sostituire la ricchezza del dato contestualizzato nella complessità del processo interpretativo. Per quanto preziosa, lo scavo stratigrafico rimane il fulcro dell'indagine archeologica. E infatti attraverso il contatto diretto con il terreno, un po' aulico quello che sto dicendo, ma lo penso, e l'attento lavoro di analisi dei contesti che le ipotesi vengono messe alle prove e alla prova e i dati materiali si trasformano in autentiche interpretazioni storiche. In questo quadro
non sempre evidente nei contributi presentati, diventa fondamentale la capacità di formulare domande di ricerca solide, ben strutturate e fondate teoricamente. Solo così è possibile orientare le indagini verso risultati che vadano oltre la semplice la costruzione di modelli storiografici. È altrettanto importante che queste elaborazioni siano in grado di confrontarsi criticamente con i quadri interpretativi esistenti di questa disciplina, insieme ad altri chiaramente, sento la mancanza del dibattito vivace, talvolta acceso, se non feroce, ma sempre stimolante, che caratterizzava la comunità archeologica tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000, quando le divergenze teoriche erano occasione di confronto e le conferenze momenti di autentico scambio. Il caso Lombardo di Piuro mette in scena un drammatico confronto fra le due Piuro. Sul Monte del Castello lo scavo ha rivelato un'evoluzione d'ara funeraria, VII-VIII secolo, a insediamento fortificato, con una torre di pregio, VIII-X secolo, quindi un centro di potere alto medievale. A valle, lo scavo del complesso palazziale della cantina del Pioc, sepolto dalla catastrofica frana del 1618, ha svelato un sontuoso palazzo rinascimentale con uno straordinario giardino a terrazze. L'archeologia della catastrofe ha congelato un contesto del primo Seicento, permettendo al gruppo di Fabio Saggioro, di studiare in modo tangibile le trasformazioni sociali e architettoniche tra Medioevo e apogeo rinascimentale. Il caso dei territori minerari della Sardegna Cagliaritana, di Pinna ed altri, in particolare per l'Argentaria, propone un modello di gestione diverso da quello toscano dei castelli minerari. L'analisi comparativa mostra l'assenza di castelli produttivi e delinea un sistema tripartito fortemente centralizzato di matrice pisana. 1. La città fortificata, cioè Iglesias, come polo civile e amministrativo. 2. Il castello, per esempio Acquafredda, tra i tanti, come polo militare e fiscale separato dalla produzione. 3. L'abitato disperso, costituito da insediamenti di minatori e lavoratori distribuiti sul territorio in prossimità delle risorse estrattive e naturali. Questo modello, come ho detto, di matrice pisana e con separazione funzionale, non risponde esclusivamente a esigenze di controllo militare, ma riflette una strategia di gestione integrata delle risorse fondamentali per il funzionamento del sistema: boschi, acqua, vie di comunicazione e manodopera. Segue logica di efficienza economica e controllo territoriale. Altri casi, almeno 3 dei contributi della sezione, sono etichettabili come esempi di agency rurale e di tensione sociale. A Montefalco, in area romana, il ritrovamento di 4 cuspidi di freccia, un gancio da cintura, crocco, per caricare una balestra e componenti di balestra portatili, non in un'armeria, ma all'interno di un'abitazione civile, dà sostanza all'ipotesi di una società contadina armata, sempre tra virgolette. I contadini, evidenzia Bernardi, non erano solo soggetti passivi, ma attori diretti della difesa, probabilmente nell'ambito delle corvée signorili, in un modello di difesa attiva che integrava quella passiva delle mura. Bruscoli, nel Fiorentino, del gruppo di Nucciotti, è un esempio di approccio teorico multiscalare. Lo scavo non è fine a se stesso, ma è un punto di osservazione per indagare, secondo il modello del World System di Janet Abu Lagod, la parabola di un centro che da nodo di una rete di alta elite, di alberti, guidi, eccetera, viene progressivamente marginalizzato dall'ascesa di Firenze a città-mondo. A Corviano, nel Viterbese, invece, l'integrazione tra scavo e tecnologie non invasive ha rivelato la dialettica tra il castello e l'insediamento rupestre. Il gruppo di Romagnoli vede che l'evoluzione delle cavità artificiali da abitazioni semplici a strutture articolate riflette l'adattamento della comunità all'espansione signorile, delineando una storia insediativa parallela alla rocca. I saggi, seppur limitati, paiono confermare la continuità di frequentazione e suggeriscono la presenza di un edificio di culto alto medievale precedente alla fase
del XII secolo. Secondo raggruppamento di questi contributi abbastanza eterogenei, che definisco mondi materiali, abitare, fallire e dialogare. L'archeologia della cultura materiale degli spazi abitati fornisce chiavi di lettura dirette e potenti. A Castelseprio, contributo di Vassena e altri, lo scavo della cosiddetta Casa Gota di VI secolo nel Castrum ha rivelato una residenza con planimetria articolata, la coesistenza eccezionale di molteplici tecniche costruttive in terra cruda e legno e una cultura materiale quasi totalmente autarchica. Offre un quadro unico dell'architettura, dell'economia e dei modelli di consumo di un'elite gota, sollevando interrogativi sul suo apparente isolamento economico, pur essendo un centro di potere. Sempre a Castelseprio, Baratti e altri, ma nel borgo esterno, lo scavo di un'abitazione basso medievale datata 1190 più meno 190 è un esempio di metodologia integrata virtuosa. Il LIDAR ha permesso di creare un DTM per identificare le anomalie. Il Local Relief Model ha affinato la visualizzazione delle micromorfologie guidando lo scavo mirato. Questa è la prima casa del borgo scavata estensivamente e permette un confronto diretto tra l'abitare dentro e fuori dal castro. Sul Preamar a Savona, al gruppo di Varaldo, lo scavo di un edificio di età bizantina, VI-VII secolo, ha fornito dettagli eccezionali su una tipologia edilizia come l'opera mista, ampiamente diffusa ma raramente, perlomeno in quelle aree, documentata. Basamento in pietra, armatura lignea interna alloggiata in buche di palo, ricavate nello zoccolo e alzato in terra pressata in pisé. L'uso della pietra ollare come fossile guida ha permesso una datazione precisa, inserendo il sito nel più ampio fenomeno dell'arroccamento difensivo antilongobardo. Trasferiamo in Toscana da Badia Isola nel Senese, Bertoldi e Menghini, dove lo scavo ha evidenziato il rapporto dinamico tra il monastero e l'ambiente palustre circostante. La scoperta dunque l'abbazia di Badia Isola è stata fondata nell'anno 1001 da Abate Lambardi di Staccia. Poi ha tutta la sequenza di storia fino ad oggi, molto bella. Comunque, a parte questo, lo scavo fatto all'esterno dell'abbazia ha evidenziato il rapporto dinamico tra il monastero e l'ambiente palustre circostante. Siamo a Badia Isola, soffermo un attimo facendo l'assessore alla cultura a molte regioni, quindi faccio un po' di pubblicità al contesto. Siamo a Badia Isola perché la Vulgata dice il lago, un grande ambiente di palude circostante, non un lago. Rientro a bomba nel commento. Dicevo, ha evidenziato il rapporto dinamico tra l'ambiente palustre circostante. Il secolo rivela un'interazione attiva della comunità monastica con il cosiddetto lago, utilizzato per pesca e trasporti. L'analisi ceramica ha mostrato la diffusione della maiolica arcaica senese, indicatore dell'egemonia economica e politica di Siena sul territorio. In origine, XI-XII secolo, l'area era terraferma e delimitata da una muratura abbaziale. Nel XIII secolo, invece, l'innalzamento del livello dell'acqua portò alla costruzione di strutture di attracco lungo questo nuovo perimetro. Tra XIV e XV secolo il lago Palude regredì, l'approdo fu abbandonato e l'area riutilizzata, come dimostra la presenza di un pozzo di bulto molto ricco di reperti e altre piccole infrastrutture che in questo intervento di emergenza sono uscite. Invece a un'archeologia del fallimento e delle complessità è riconducibile il caso fiorentino di San Pietro in Bossolo, di Marco Tulli e altri, dove l'ipotesi di un incastellamento abortito si è arricchita. Dopo una frequentazione molto alterata di IV, VI, VII secolo, si osservano strutture murarie incompiute, che non sono resti di un solo progetto, ma probabilmente di due distinti tentativi poi abbandonati. Il primo corrisponde al castello attestato nel 1038, il secondo quello attestato nel 1213. Questo raro esempio di archeologia del fallimento offre una visione più realistica delle dinamiche di potere fatte anche di progetti non conclusi e insuccessi.
Infine, per questa seconda e penultima sezione, propongo il sito di San Pietro in Vetere a Orvieto, studiato da Danilo Leone e Valenzano, che rappresenta un caso straordinario, a botta e fortuna, si può dire, no? Non usando un termine non disdicevole, un caso straordinario, una vera capsula, una vera e propria capsula del tempo e al contempo un enigma politico. Il Pozzo del Convento ha restituito una ricchissima stratigrafia, offrendo preziose informazioni sulla storia dell'insediamento, sull'evoluzione della ceramica orvietana e sulla vita quotidiana medievale. Tra i reperti spiccano, notissimi, boccali con stemmi nobiliari e soprattutto il tripario di Filippo IV il Bello, che rivela le complesse dinamiche politiche e le lotte di potere che attraversarono Orvieto fra XIII e XIV secolo. Grazie agli scarti di fornace è stato possibile identificare una bottega di vasaio attiva in loco nel XIV secolo. Invece il rinvenimento del tripario è eccezionale. Le tre ipotesi che sono state fatte sul suo uso, strumento di propaganda, amuleto taumaturgico o matrice per falsificare documenti nel contesto del processo ai Templari, ne fanno un oggetto chiave per contribuire a comprendere la storia politica, permettetemelo, europea. Terza e ultima sezione prima delle brevi conclusioni, che riprenderanno l'introduzione un po' polemica che ho fatto. Ho definito come la terza sezione leggere il territorio e la mente, paesaggi, confini e metodologie critiche. A Crescentino nel Vercellese le indagini archeologiche nate in occasione di interventi edilizi hanno messo in luce accanto a una necropoli romana un'area con un piccolo nucleo cimiteriale di 4 sepolture longobarde databili alla prima metà del VII secolo. Garanzini e Comba propongono l'esistenza di un'area abitativa coeva, testimoniata da una longhouse letta come indizio di un modello insediativo strutturato. Per la longhouse non posso esprimermi, essendo il contributo privo di immagini a essa relativa. È comunque strana come tipologia ascrivibile al periodo delle sepolture e soprattutto connotata dalla quasi totale assenza di materiali ceramici, tranne, se ho ben letto, una parete di invetriata verde ascritta in un'ampia forchetta che dal V si spinge fino ai primi decenni del VII secolo, rendendo difficile una datazione precisa di questa struttura. Inoltre le autrici, esaminando anche dati d'archivio di ritrovamenti ottocenteschi lungo la stessa strada romana, ipotizzano che la regione non fosse affatto marginale, ma costellata di piccoli nuclei o presidi longobardi. La fondazione del vicino monastero di San Genuario di Lucedio, agli inizi dell'VIII secolo, porterebbe un ulteriore indizio dell'importanza strategica del territorio. Il caso umbro di Trevi, Pascolini, è un modello di dualismo insediativo. L'archeologia ha dato concretezza al passaggio dalla città romana di Trebbie, in pianura, il cui destino è stato analizzato con un approccio multifattoriale, crisi economica, dissesto idrogeologico, insicurezza, eventi naturali. Dicevo, il passaggio al castrum medievale in altura. Ha risolto il problema della città scomparsa di Lucana, interpretandola come il ricordo toponomastico della città romana abbandonata. A Precenicco, Udine, quindi qui Friuli Venezia Giulia, lo studio del relitto di XI-XIII secolo del gruppo coordinato da Simonetta Minguzzi ha rivelato una tecnica costruttiva unica, un'imbarcazione a fondo piatto, con madieri asimmetrici alternati, un rinvenimento straordinario. Questo unicum illumina una fase di transizione cruciale nella tecnologia navale e offre una finestra preziosa sulla navigazione in acque interne, un campo ancora poco esplorato dalla ricerca. Infine, in una sottosezione che posso definire critica delle fonti e del pregresso, raccolgo 4 contributi. Aileggio, nell'Udinese, Sciuto e altri, l'analisi microscopica
delle Malte, unita a un'argomentazione probabilistica, ha messo in discussione la cronologia, esclusivamente medievale del sito, proponendo con forza l'esistenza di fasi romane e protostoriche. È stata infatti trovata una malta chiamata Terrosa in 2 punti importanti, dentro la Torre 2 e in una piccola struttura all'ingresso del sito. Questo suggerirebbe che queste parti siano di una fase costruttiva più antica, chiaramente. Inoltre ci sono altri indizi che fanno pensare a una presenza romana come frammenti di anfora e terra sigillata, un pezzo di vetro antico. Grazie a un calcolo probabilistico si stima che la possibilità che il sito sia solo medievale sia molto bassa, tra lo 0,025% e il 3,125%. Quindi sarebbe molto più probabile che ci sia stata una frequentazione o costruzione romana prima della fase medievale, secondo gli autori. Nel suo saggio, invece, Farinelli, Roberto, difende l'identificazione, riguarda la Toscana, difende l'identificazione tradizionale della Curtis Regia di Valli con l'attuale Casa Valli, opponendosi alla tesi che la colloca a Vetricella, uno dei centri del grande progetto Neumed. Attraverso un'analisi filologica e l'applicazione del rasoio di Occam, l'autore sostiene che separare la Curtis dal castello omonimo, ipotizzando 2 siti distinti, complicherebbe inutilmente il quadro insediativo. Le fonti altomedievali, 884 e 937, localizzano la Curtis in Cornino, ovvero nella Valle del Cornia, contigua al comprensorio di Casavalli. Vetricella invece è situata nella Valle del Pecora e documentata come Castellina, senza alcun legame toponimico o documentario con Valli. L'opinione di Farinelli, che quindi conclude, è che in assenza di prove straordinarie la collocazione tradizionale resta la più solida e coerente. Il contributo invece sulla diocesi di Civica nel Sassarese, di nuovo Pinna e altri, è un esempio di come l'evoluzione dei confini ecclesiastici possa essere usata come cartina tornasole per leggere le trasformazioni politiche del giudicato di Gallura, superando la visione statica dei confini. Infine, il saggio su Giovanni Ugeri della Patitucci Ugeri sistematizza la metodologia della topografia medievale, riconoscendone il ruolo fondante e illustrandone la potenza euristica attraverso esempi come la ricostruzione della logistica militare bizantina tramite la toponomastica. E credo di aver fatto una carrellata su tutti i contributi. Adesso riprendo brevemente l'introduzione che ho fatto all'inizio e vado alle conclusioni. E perdonatemi. Se dovessi tracciare un bilancio sullo stato dell'archeologia medievale oggi, partendo dai contributi che ho avuto modo di leggere e commentare, direi che ci troviamo davanti a un panorama ricco, ma anche disomogeneo. È evidente che la disciplina ha fatto passi avanti importanti, soprattutto sul piano tecnico. L'uso di strumenti digitali, rilievi 3D, analisi ambientali e modelli probabilistici, l'uso dell'intelligenza artificiale, eccetera, 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 mostra una maturità operativa che fino a qualche anno fa era impensabile. Tuttavia, questa crescita tecnologica non sempre si accompagna a una riflessione teorica altrettanto solida. In molti casi si ha l'impressione che il dato venga raccolto, analizzato e presentato con grande cura, ma senza una domanda di fondo che lo guidi. È come se mancasse il perché dietro il come. Alcuni contributi, fortunatamente, riescono a superare questa impasse e si vede chiaramente come l'archeologia possa raccontare storie complesse fatte di potere, di fallimenti, di tensioni comunitarie. Un altro aspetto che emerge è la debolezza del dibattito interno alla disciplina. Come ho premesso, negli anni 90 e 2000 c'era una vivacità teorica, forse anche eccessiva, una voglia di mettere in discussione modelli, di confrontarsi anche in modo acceso. Oggi invece si tende a una neutralità metodologica che rischia di appiattire tutto. Non è che manchino le idee,
ma spesso restano implicite, non dichiarate, come se si temesse di prendere posizione. Lo dico provocatoriamente, ma lo penso. E qui si innesta, a mio avviso, un problema più profondo, quello che potremmo definire una crisi, tra virgolette, delle scuole. Non intendo solo le scuole intese come centri di formazione, ma in maniera più allargata, come comunità scientifiche coese, capaci di trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche visioni, modelli interpretativi, stili di pensiero. In passato alcune scuole, ripeto, hanno avuto un ruolo fondamentale nel plasmare il modo in cui si faceva archeologia medievale. Basti pensare all'impronta lasciata da certi gruppi di ricerca, da certi maestri, da certi contesti universitari. Oggi quella forza propulsiva sembra essersi indebolita. Le nuove generazioni di archeologi si formano, e non è solo colpa loro, è colpa anche delle riforme che ci sono state, ma insomma, però, dove non c'è più tempo da spendere in tanti momenti di riflessione congiunta, eccetera, eccetera. Comunque, lasciamo perdere questo aspetto, ma dicevo oggi quella forza propulsiva sembra essersi indebolita. Le nuove generazioni di archeologi si formano spesso in modo frammentato, senza un riferimento teorico forte. E questo si riflette nella produzione scientifica, più tecnica, più prudente, ma anche meno capace di osare. Eppure ci sono segnali incoraggianti. Alcuni studi riescono a dare voce a luoghi marginali, alle comunità subalterne, a contesti che non hanno avuto successo. È un'archeologia che non celebra solo il potere e la monumentalità, ma che si interroga anche su ciò che è andato perduto, su ciò che non ha funzionato. Questo, a mio avviso, è uno degli orizzonti più promettenti, un'archeologia che non cerca solo conferme, ma che accetta il dubbio, la complessità, persino l'errore. In sintesi, l'archeologia italiana medievale italiana è viva, ma ha bisogno di trovare il coraggio di pensarsi come disciplina critica. Non basta raccogliere dati, bisogna tornare a farsi domande scomode, a discutere, a sbagliare, a confrontarsi anche in maniera molto pesante. Solo così potrà continuare a essere uno strumento potente per comprendere il nostro passato e forse, chiudo poeticamente, il nostro presente. Grazie. Buongiorno a tutti. Aspettate, faccio partire così. Allora, come avete sentito, ci siamo divisi su base un po' geografica, ma anche considerando il fatto che molti siti avevano un'estensione cronologica e diacronica, per cui era davvero, come dire, anche inesistente, no? Pensare a dividere cronologicamente dei siti che sono invece impiantati proprio sulla dimensione diacronica, che va intesa nella sua interezza. Questa sezione molto corposa, sono 46 interventi in tutto, più o meno la metà ciascuno abbiamo trattato. Per quanto riguarda l'Italia centro-meridionale, compresa la Sicilia, le isole sono state anche queste divise tranne il Marco. Gli interventi sono 24, vi do qualche numero perché in qualche modo è un po' anche, ci consente di capire lo stato dell'arte in questa sessione, chiaramente, delle ricerche. Quindi sono prevalenti i contributi che sono arrivati dalla Calabria e dalla Puglia, 6-5 contributi, dall'area umbro-laziale 4 contributi con un accento in particolare sull'insediamento rupestre, Campania e Sicilia 3 contributi, Marche, Abruzzo e Basilicata 1 contributo ciascuno. Certamente sono numeri parziali, però in qualche modo danno un poco l'idea che si sposa anche con quello che ha appena detto Marco, e cioè con come dire, il peso, no, della ricerca su determinati aspetti. I contributi in generale che ho letto, che ho avuto la possibilità appunto di leggere, sono prevalentemente relativi a indagini di survey archeologico, con una grandissima attenzione alla rilettura delle fonti. Quindi la situazione, diciamo, della ricerca sta guardando tantissimo a riprendere la documentazione scritta, perché probabilmente i quadri costruiti attraverso esclusivamente la documentazione scritta, come in qualche caso, in molti casi,
e verità sono riletti, sono riformulati proprio grazie all'incrocio tra la documentazione scritta, tra le fonti, che chiaramente per il periodo medievale sono consistenti, e invece la domanda prettamente archeologica. Non particolarmente frequente in questi contributi appare l'aggancio alla cultura materiale relativamente al dato ceramico, mentre più consistente è il rimando agli studi dell'archeologia degli elevati, alle analisi di archeologia dell'architettura. Le ricerche di carattere topografico e insediativo prevalenti sono quasi sempre collegate all'analisi delle risorse ambientali e allo sfruttamento dell'ambiente nelle dinamiche di antropizzazione indagate nella diacronia. Il ricorso, almeno nelle cose che ho letto, alle nuove tecnologie esiste, ma non è particolarmente preponderante. Tenendo conto quindi del notevole sviluppo delle ricerche di archeologia post-antica, che è una realtà degli ultimi decenni per quanto riguarda l'Italia meridionale, che è esplosa dal punto di vista proprio delle indagini archeologiche in contesti post-antichi, illustro questi lavori seguendo appunto il criterio di nuovo invece geografico, un po' come cartina tornasole, e usando un canone inverso rispetto ai meteorologi parto dalla Sicilia, quindi dal sud. Allora, il lavoro di Salvina Fiorilla riprende il tema del popolamento medievale nell'area iblea, nella Sicilia sudorientale, proponendo una sintesi delle conoscenze acquisite, integrando i dati archeologici al momento noti in attesa di pubblicazione, quindi c'è anche, diciamo, un po' una denuncia, no? Di molti dati derivanti da ricerche archeologiche che però non sono pubblicati e quindi non sono utilizzabili, ma ne abbiamo parlato spesso anche con Polato di questa cosa. E quindi li integra con recenti campagne di salvi e di scavo, ma anche in questo caso c'è un'attentissima rilettura delle fonti medievali e rinascimentali, dei documenti d'archivio, dei dati topografici per ricostruire un paesaggio antropizzato molto diverso. Questo è il dato almeno fino al XVI secolo, con una grande attenzione appunto allo sfruttamento delle risorse del territorio e anche alla possibilità di intercettare una evidenza di presenza di commerci a breve e lungo raggio fino a Malta e all'Africa. Due contributi sono relativi a tematiche delle forme dell'incastellamento, quindi il castello di Galati Mamertino nel Valdemone di Marianne Causarano e Marco Miano, un studio sulle analisi delle vicende costruttive, un'analisi appunto dell'archeologia dell'architettura con un legame però al contesto territoriale e al tema della viabilità in età alto medievale, di collegamento tra la costa e le aree interne e l'attenzione appunto sul ruolo strategico del sito fortificato a controllo di molti collegamenti viari, ma soprattutto a controllo con la rete dei monasteri. Ricordo solamente il ben noto monastero di San Filippo di Fragalà, bizantino e poi normanno, e anche qui una ricostruzione molto attenta alla rilettura delle fonti storiche e cartografiche. Il territorio della Sicilia occidentale invece è oggetto di una raccolta elaborata di Angelo Vintaloro di dati topografici e toponomastici che suggeriscono la presenza di siti fortificati tra l'età bizantina, il periodo ferdinandino, la guerra del Vespro, tra l'Alto Corleonese e il Medio Belice, ma una ricerca, diciamo, più un elenco di siti non ben documentato dal punto di vista archeologico e neanche, come dire, storico-documentale. Passando alla Calabria, alle aree rurali e all'organizzazione delle campagne, che è un tema molto molto ricorrente in tutti questi contributi, sono rivolti tre lavori che riguardano il territorio meridionale e orientale costiero della regione. Lo storico territorio Cassiodoreo di Squillace vede l'avvio di una nuova stagione di ricerche avviata nel 2023 dal Pontificio Istituto di Archeologia Sacra, illustrata nel contributo di Gabriele Castiglia, scusatemi, e Domenico Benoci. Anche in questo caso voglio sottolineare che molti contributi sono proprio ricerche nuove, iniziate da poco, quindi si affacciano al dibattito con
una ripresa a volte di temi già trattati precedentemente, come appunto è il caso delle ricerche di quest'area. Questo progetto ha avviato campagne di survey integrate dalla raccolta ovviamente dei dati pregressi, anche di carattere epigrafico, che vengono riletti, e geodiagnostico, e da un'attività di scavo in località Ceraso, tutte azioni che sono indirizzate ad approfondire sia l'assetto del territorio diocesano della tarda antichità, quindi anche dal punto di vista dell'organizzazione istituzionale tardo-antica, con particolare chiaramente attenzione alla colonia romana di Scolacium, che l'ubicazione e lo sviluppo dell'istituzione monastica promossa da Castro interessanti, e chiaramente suggestiva l'ipotesi di un eventuale legame dell'insediamento con rimanimento di fasi di IV, V e VI secolo in una villa rurale con le proprietà cassiodoree dell'area, quindi la riapertura della ricerca su quest'area con appunto dei dati archeologici che possono supportare queste ipotesi. L'organizzazione delle campagne in età bizantina è stata indagata nel corposo lavoro di Adele Coscarella e Marco Campese sul territorio di Reggio Calabria, tema affrontato in occasione del progetto Byzantine Heritage of Southern Italy, che appunto capofilato da Polartur. Anche in questo caso le ricerche che chiaramente sono svolte nell'ambito di grossi progetti presentano uno stato di avanzamento molto più corposo e in qualche modo diciamo più significativo dal punto di vista dell'utilizzo dei dati. Nello specifico, in questo caso, la rilettura ancora una volta completa delle fonti scritte greche, il Brevium della Metropolia di Reggio, gli atti della Theotokos di Agia Agathè e i Bioi, ha consentito di identificare e di proporre proprio la localizzazione di antichi Coria e quindi di ricomporre la rete costituita da insediamento sparso e villaggio, unità amministrativa e fiscale, caratterizzanti il sistema economico dell'impero bizantino nelle terre meridionali della nostra penisola. I Coria rispondevano di fatti a esigenze difensive, economiche e ambientali, insieme a monasteri e a Castra coadiuvavano la gestione economica del territorio amministrativo, quindi una ricostruzione che ha aiutato a leggere proprio i paesaggi agrari anche come un'attenta individuazione dei tipi di sfruttamento territoriale, allevamento, coltivazione, tipi di coltivazione in tutto questo territorio. Due altri contenuti calabresi invece sono di carattere urbano, quindi guardano all'insediamento urbano e all'organizzazione di questi insediamenti nei rapporti col territorio. Si tratta dei lavori di Francesco Cuteri su Stilo e su Catanzaro. Per Stilo, anche lì una lunga stagione di ricerche, ma abbastanza recente, ha consentito a identificare questo posto come uno dei centri più significativi per la ricostruzione delle forme e delle dinamiche del popolamento in Calabria tra X e XVI secolo, quindi un excursus molto lungo. A Francesco Cuteri appunto segnala lo spostamento, grazie alle ricerche archeologiche, tra il castrum e l'abitato, e il collegamento però tra il castrum e l'abitato che fino a questo momento in realtà non era particolarmente evidente, ma rilevando tracce di murature, ambienti e datando anche grazie a ricerche archeologiche, per esempio in particolare sulla chiesa matrice, uno scavo anche che avevo fatto io un bel po' di anni fa, è stato possibile ipotizzare appunto una coesione di carattere topografico fino dall'Alto Medioevo e poi ad arrivare al Medioevo inoltrato. Catanzaro, per Catanzaro viene proposta una ricostruzione attraverso anche qui la rilettura delle fonti, in particolare la cronaca delle tre Strabernes, e con una ricostruzione della genesi insediativa del centro urbano, che richiede chiaramente molta attenzione nella ricomposizione dei dati proposti, che però deriverebbe appunto dall'abbandono dei centri costieri, delle aree limitrofe, per la costruzione appunto dell'occupazione di quello che sarebbe diventato poi il centro urbano di Catanzaro. Elenca il lavoro anche tutta una serie di rinvenimenti archeologici, purtroppo denunciando la
come dire, non coesione di questi rinvenimenti sporadici e molte volte anche non pubblicati, di cui però lui ha notizia con il rinvenimento di ceramica medievale, prettamente medievale, insomma di XII-XIV secolo. Però chiaramente è difficile ricostruire il quadro diacronico anche delle tipologie, delle modalità costruttive della topografia della città. In ogni caso è una ricerca in fieri. Nell'ambito della tematica dell'incastellamento invece si colloca il lavoro di Camilla Felicioni e Marco Martini sul castello di Arena. Anche questa è una ricerca abbastanza recente. Siamo in provincia di Vibo Valentia, è un sito fortificato ubicato su un rilievo collinare ai piedi delle serre calabresi. La ricerca ancora preliminare è indirizzata a dettagliare la funzione satellite all'interno di un più ampio sistema castrense di difesa territoriale del castello di fondazione normanna e con una lunga continuità di vita che arriva fino al XVIII secolo, però con tantissime spoliazioni, rifacimenti, soprattutto successivi ai grandi terremoti del 600 e del 700, ma con la possibilità di individuare un cambiamento tra la funzione di fortezza, diciamo proprio di castello di controllo strategico del territorio, a Maison Fort che si sarebbe verificata tra XIII e XIV secolo. Anche in questo caso è prevalente lo studio delle tecniche edilizie e delle fasi costruttive, chiaramente laddove individuabili di tutto il complesso, che è un imponente complesso fortificato. Un altro progetto, sempre in Calabria di ricerca, iniziato da poco nel 2023, riguarda Mileto Antica, capitale dei possedimenti di Ruggero d'Altavilla. La ricerca di Christian Barbisan, Laura Lai, Cristiana La Serra, Fabio Lico e Flavia Ricci, sia Mileto che Arena fanno parte di un progetto piuttosto esteso di ricerca, penso a cui in parte ho partecipato su Briatico anche, che è coordinato da Carlo Citter e con una serie di accordi con i siti, appunto, con i comuni della Calabria. Questo lavoro su Mileto, anche in questo caso, riprende ricerche pregresse con una particolare attenzione alla formazione del tessuto urbano del centro dal castrum di età bizantina all'espansione di età normanna e fino alla meglio documentata fase di XVI fino al XVIII secolo. Campagne di salvio archeologico, di rilievo fotogrammetrico e da drone hanno prodotto una prima planimetria generale delle aree indagate. Anche qua c'è l'applicazione di nuove tecnologie, ortofotomosaici delle strutture in elevato, ricostruzione 3D, per mettere su carta in maniera visiva anche agevole tutta una serie di evidenze archeologiche e per affrontare l'analisi delle sequenze costruttive dell'edificato storico. Focus sulla Santissima Trinità, chiaramente ben nota, sulla cattedrale vescovado, le mura e l'abitato, e per proporre appunto un'ipotesi di ricostruzione del centro occupato dall'antica Mileto. Vengono utilizzate non solo in questo lavoro ma anche in altri anche le vedute, le fonti cartografiche, le vedute seicentesche e settecentesche che danno ovviamente informazioni proprio su quello che si vedeva prima della grande trasformazione di età moderna e contemporanea. Un solo lavoro, ci spostiamo in Basilicata in questa sessione, riguarda a Cerenza, il lavoro di Luciano D'Andria. A Cerenza è uno dei siti dei Central Place, riprendo la definizione di Paul Arthur, per quanto riguarda le fasi diciamo insediative, ma anche le fasi politiche proprio della Lucania in età tardoantica e alto medievale. È tra l'altro l'unico sito citato da Procopio durante il conflitto greco-gotico ed è veramente un posto strategico di particolare importanza. Dove le tracce archeologiche, ahimè, sono molto poche. Dove le tracce archeologiche sono molto poche, perché non ci sono state mai indagini di scavo archeologico, ma il lavoro di D'Andria prende in considerazione un'evidenza che è una torre che riesce appunto ad essere collocata in un secondo giro di mura rispetto a quello che racchiude la parte centrale, diciamo, di questo grande dado proprio geomorfologico su quale si sviluppa Cerenza,
e attraverso, anche in questo caso, un'analisi della cartografia storica delle vedute seicentesche e settecentesche e chiaramente dell'analisi delle tecniche edilizie, propone come dire, l'attribuzione di questa torre alle fasi altomedievali di Acerenza, sostanzialmente legate al dominio longobardo che è presente chiaramente anche nella documentazione storica su questo sito sul centro tra VIII e IX secolo, un centro sempre conteso prima tra Goti e Bizantini, poi tra Longobardi e Bizantini, poi lo sarà tra Bizantini e Normanni. Certamente è necessaria una indagine archeologica, purtroppo lo dico, insomma, intervenendo personalmente perché è una regione che sto studiando da un bel po' di anni. Anche qui il topos delle torri longobarde, di tutte le torri che sono longobarde, è purtroppo molto molto frequente, quindi stiamo cercando anche con un progetto PRIN sugli insediamenti fortificati di mettere un po' il punto, no, su queste attribuzioni. Passo alla Puglia, lo studio di Simone Zocco riprende il tema della gestione e organizzazione delle terre di confine in questa parte della penisola salentina che è il territorio di Brindisi, riesaminando i sistemi di delimitazione del territorio in questione, dal ben noto limitone dei Greci ai paretoni, quindi viene dal punto di vista topografico ricordata la presenza di queste aree di confine, abbinando chiaramente questo riesame alle ricerche sul paesaggio rurale brindisino che, secondo l'autore, in base ai dati archeologici e toponomastici, evidenziano un controllo sistematico longobardo di questo territorio. Telecamere qua, vedono da casa. Scusatemi da casa, che è un poco complicato, vicino qua e qua. Faccio così. Si vede la Vabbè, adesso spero che mi veda. Non ha importanza vedermi, in tutto caso sentire. Quindi dicevo, controllo volto sia alla gestione logistica che economica del territorio, ma anche allo sfruttamento delle risorse naturali e una rete insediativa che vedrebbe una gerarchizzazione conoria al vertice che dal VI, VII al IX, X secolo integrava centri demici, religiosi e militari funzionari al consolidamento politico delle campagne. Così mi si vede o no? No, non C'è è un un altro problema, problema? c'è un altro problema, sì. C'è tutto. Non chiudere, non chiudere. Una ricerca piuttosto completa è quella di Luciano Scusa. Piepoli, Roberto Rotondo e Marica Sciscio. Anche qui è un progetto di ricerca avviato nel 2021, quindi questo mi sembra un dato molto interessante che i nuovi progetti siano arrivati proprio per queste presentazioni, per indagare anche in questo caso le dinamiche di popolamento. Siamo nell'area a nord di Taranto, il periodo cronologico riguarda dalla seconda metà del VII secolo fino all'età angioina, quindi anche in questo caso una diacronia importante, con un particolare riferimento al rapporto intercorso in questo ampio periodo tra insediamenti urbani e rurali, rete stradale, modalità di sfruttamento delle risorse naturali, scambi commerciali e attività produttive. Conoscenze pregresse, come dire, riutilizzate nell'interpretazione e nell'avvio di nuove azioni e soprattutto attività di survey archeologico, che hanno messo il punto, tra l'altro, sul rapporto tra chiese rupestri e agglomerati demici. Anche questo è un tema che è un tema forte per quanto riguarda proprio l'insediamento in questi territori. Ancora sull'organizzazione interna dei villaggi rupestri, sugli aspetti demografici ed economici e sulle cronologie che tradizionalmente erano state agganciate solamente alla datazione degli apparati pittorici. Sono stati selezionati 3 casi di studio, Montecampio, Santo Stefano e Minerva, interessati appunto da frequentazioni importanti e da un collegamento con la viabilità Appia antica, tratto ripreso poi nel Medioevo dalla via Tarantina.
Il progetto Siponto, coordinato dal 2022 da un team internazionale presentato da Roberto Goffredo, Darian Maritotten e Martina Scarcelli, ricostruisce la storia di lungo periodo delle dinamiche uomo-ambiente in quest'area umida attraverso un'attentissima ricomposizione stratigrafica delle fasi. In questo caso il ricorso al dato materiale è molto molto puntuale, benissimo studiato. Quindi una città di antica fondazione nelle fasi invece pienamente medievali, sostanzialmente tra XII e XIV secolo, e l'attenzione al dato materiale ha consentito di rileggere alcune interpretazioni, perché Siponto chiaramente è stata poi abbandonata a favore di Manfredonia, soprattutto dopo l'editto di Manfredi del 1263, però la ricerca archeologica ha consentito proprio di leggere anche le tracce materiali di questa trasformazione e di evidenziare delle fasi, per esempio, produttive, proprio nella fase agli anni immediatamente precedenti e successivi al 1263, e poi l'utilizzo invece di Siponto come cava di materiale da costruzione per la nuova città. Quindi una lettura proprio delle trasformazioni insediative. Ancora in Puglia, il caso della chiesa e il cimitero individuati nel territorio di Modugno in contrada Misciano, presentato da Alessio La Gioia, datato tra VI e X secolo, costituisce un ulteriore tassello per lo studio dei fenomeni insediativi rurali della campagna di Bari in età altomedievale, ricostruzione della viabilità antica e medievale e anche in questo caso fonti scritte, un po' meno il dato archeologico, ma campagne di survey sistematico abbinate allo studio cronologico e cronotipologico della ceramica, che ha accertato frequentazione tra X e XIV secolo. Cronologia, funzione e territorio dei complessi monastici del territorio della Puglia meridionale sono alla base del progetto relativo all'abbazia di San Niceta a Melendugno, presentato da Marco Leo Imperiale, ma mi taccio perché poi è stato selezionato come presentazione, come caso di studio, solamente per dire che anche questo progetto è inserito nel PRIN Byzantine Heritage, ma anche nel PRIN relativo al popolamento bizantino dell'Italia meridionale. Mi sposto alla Campania. Un intervento ha sottolineato le potenzialità di ricerca dell'area di San Benedetto, San Castrese, tra Cellole e Sessa Aurunca, presentato da Nicola Busino, dove ad una prima fase, diciamo, della ricerca sulle fonti scritte viene abbinata un'altra ricerca di carattere geodiagnostico che, come dire, viene utilizzata un poco per indiziare, per ipotizzare un connubio tra queste preesistenze di età altomedievale e le tracce, le anomalie evidenziate dalla ricerca geodiagnostica, però è un progetto che a mio parere insomma richiede una verifica molto attenta di questa ipotesi. Mentre un approccio teorico, metodologico e sperimentale caratterizza la ricerca presentata da Rosa Fiorillo, Fabrizio Barone, Marco Casazza e Claudio Caserta, che vede l'applicazione della vibroacustica allo studio della propagazione del suono dei campanili. Uno studio che è attualmente in corso, ma molto interessante, compreso geograficamente nelle aree tra Salerno e Avellino e cronologicamente tra la dominazione longobarda e quella normanna, periodo cronologico e aree che sono segnate dalla costruzione di monasteri, dalla costruzione di una rete anche di insediamento molto importante collegata tra di loro, l'uno con l'altro, e questa ricerca, coniugando fonti scritte e fonti materiali, ha censito tutte le strutture dotate di campanile, anche con le criticità, le assenze che erano anche state evidenziate, e sulla base di questa integrazione multidisciplinare ha ipotizzato questa teoria, prende forza questa teoria, che i campanili, le campane e i loro suoni possono avere rappresentato un elemento chiave nell'evoluzione, nella gestione e anche nell'integrazione dei poteri territoriali, laici e religiosi, proprio come mezzo di comunicazione e di collegamento. Nell'ambito poi di un progetto di analisi delle dinamiche insediative di età post-classica nel territorio di Avella, un altro interessante lavoro, più di archeologia forse post-medievale, in questo caso è l'unico, è quello di Yolanda Donnarumma, sui mulini, su tutta una serie di mulini che sono presenti appunto e azionati dall'acqua del fiume Clanio,
esistenza di mulini documentata da tutto quanto il Medioevo, per cui c'è un'attentissima e capillare attestazione nelle fonti documentarie, ricerca che è stata integrata dall'analisi proprio delle evidenze strutturali, quindi una lettura delle tecniche edilizie, la loro ubicazione, posizionamento chiaramente, e poi anche da una riflessione sulla importanza delle economie che l'utilizzo e il funzionamento di questi mulini garantiva alla popolazione, e anche come dire, il riflesso, lo studio su questi mulini, il funzionamento di questi mulini sulle dinamiche anche politiche tra popolamento e ceti dirigenti, che appare molto molto evidente proprio dallo sfruttamento di questi impianti produttivi e dalle risorse chiaramente economiche che gli impianti produttivi generavano. Abruzzo, anche in questo caso, il caso del Castello di Preturo, Mitaccio, presentato da Alfonso Forgione e Fabrizio Del Monte. Mitaccio perché chiaramente è l'altro caso che è indicato nella presentazione, quindi le parole agli autori, semplicemente per dire che è un progetto molto corposo dedicato proprio alla genesi, all'evoluzione delle forme di incastellamento nel territorio abruzzese, che può essere veramente un caso di studio, anche di confronto, ne abbiamo parlato anche più volte con Alfonso Forgione, per territori contermini. Nelle Marche, sul tema spesso controverso dei confini tra bizantini e longobardi nel territorio, appunto nell'area territoriale considerate, è ritornato sulle Marche, scusate, è ritornato con una rilettura documentata archeologicamente dopo la ripubblicazione delle famose necropoli longobarde, Andrea Staffa, coniugando riflessioni su viabilità, assetti territoriali, insediamenti, aree funerarie, aspetti culturali e toponomastici in un excursus cronologico tra il VI e il IX secolo, con chiaramente un focus territoriale sulla media e bassa Val d'Esino, con veramente una corposa quantità di dati archeologici. Infine arrivo all'ultima area, vengo verso nord, area umbro-laziale, 2 interventi sull'insediamento rupestre, il primo presentato da Elisabetta De Minicis che come dire, considera in particolar modo l'esistenza di questi agglomerati demici di minore dimensione, abbinandoli al tema dell'insediamento sparso e utilizzando anche la possibilità di riconoscere delle riutilizzi di impianti ipogei di età più antica nella riconfigurazione di questo paesaggio dell'insediamento rupestre, mettendo in connessione appunto l'insediamento rupestre con le risorse idriche, con il contesto territoriale, con la viabilità, con anche le esigenze difensive strategiche. Mentre Giancarlo Pastura abbina la lettura dell'insediamento rupestre alla nascita dell'incastellamento, sostenendo appunto che questo insediamento rupestre non sparisce, anzi a volte rivela delle fasi, chiaramente basandosi su casi di studio analizzati, documentati secondo ormai gli strumenti e le tecniche di lettura dell'architettura in negativo che in questi ultimi anni si sono appunto evoluti molto, ma appunto leggendo l'abbinamento e anche l'esplosione in un certo senso delle architetture rupestri in concomitanza con la nascita dell'incastellamento già nelle fasi tra XI e XII secolo, cioè non una cancellazione di un precedente sistema insediativo, ma un utilizzo soprattutto a fini produttivi di magazzinamento delle derrate, per esempio, di risorse idriche a favore appunto dei siti fortificati. Infine il tema del rapporto tra popolazione e insediamento viene affrontato da un progetto proprio di analisi topografica medievale come dire, ben consolidato da Sabrina Pietrobono nell'area tiberina per rileggere anche qui un territorio ben conosciuto che è quello dell'area di Villa Adriana, che però viene analizzato per capire come nel Medioevo questo territorio ha come dire, beneficiato di questa preesistenza insediativa molto importante ma di carattere monumentale e come si è evoluto e come ha reagito proprio in base anche a tutta una serie di possedimenti territoriali che in questi territori, nelle terre
diciamo, gravitanti attorno alla villa erano piuttosto significative. I casi di studio sono ubicati nelle terre del Pontefice, chiaramente, quindi il lembo di terra tra Latri e Frosinone e tutta l'area di confine a sud di Villa Adriana. È un lavoro proprio di carta archeologica, di topografia medievale. Per concludere arrivo alle porte di Roma con il lavoro di Stefano Roascio sul Castrum Caetani, importantissimo elemento distintivo della politica di acquisizione e gestione territoriale dei Caetani nell'area prossima a Roma. Questo insediamento promosso da Papa Bonifacio, quindi con una storia proprio di, come dire, di genesi molto molto forte dal punto di vista dei poteri. Siamo proprio nella contrapposizione, no, tra Caetani e Colonna su questo territorio e una committenza papale di un personaggio del papato medievale particolarmente, insomma, imponente. In quest'area sono presentate le ricerche archeologiche all'interno del grande recinto che a cavallo della Via Appia contorna tutto questo insediamento del Castrum Caetani, e le ricerche sono state molto significative perché l'ipotesi è chiaramente di identificare questo luogo non tanto come un sito fortificato, ma come una villa nova, cioè un'area che viene sì fortificata, dentro c'è il Palatium, c'è la chiesa, ci sono una serie di strutture, ma viene messa a cavallo di questa grande arteria della Via Appia proprio per il controllo fiscale, per il controllo anche chiaramente del territorio e come un centro di potere, in questo caso molto, molto significativo. Le ville nuove sono tipiche, stiamo parlando di una fondazione di inizi XIII secolo ovviamente, viene abitato fino a tutto il XIV e il XV secolo. Sono fondazioni, tra l'altro rare, poco studiate nel Lazio, per questo è importante il caso di studio, promosse chiaramente da poteri territoriali forti, vescovili, comunali o signorili, proprio per riorganizzare l'habitat, per controllare e proteggere in qualche modo la popolazione contadina, garantendo chiaramente protezione, ma anche un più efficace controllo signorile, in particolare di natura fiscale, e questo si configura sul caso. La rassegna è conclusa. Io non ho molti commenti perché un po' li ho fatti durante la mia presentazione, ma solo per dire che probabilmente in questi contributi si parla tantissimo di ricerche abbastanza recenti e prevalentemente c'è proprio una grande fase di rilettura di contesti precedenti, di dati precedenti soprattutto, quindi questo in qualche modo evidenzia anche una certa energia, no? Nell'attenzione, nell'esigenza, nel desiderio di mettere a frutto ricerche sul campo. In questo caso sono prevalentemente salve archeologiche, ma ci sono anche importanti attività di scavo proprio archeologico. Quindi anche il fatto che molta roba non sia pubblicata, probabilmente c'è una fase di ripresa di dati precedenti che vengono riletti proprio in base forse a nuove domande storiografiche che però da questi grandi progetti mi sembra, almeno da quelli citati, mi sembrano stiano venendo fuori. Non lo so, ho quasi l'impressione che una grande mole di ricerca in Italia meridionale, che è una cosa un po' degli ultimi 10 anni, no, 10 anni, scusate, degli ultimi 30 anni forse, perché prima, io mi ricordo quando sono arrivata in Calabria a studiare, c'era pochissimo, è un po', come dire, diversa, no, dalla situazione che ha presentato Marco a livello di avanzamento proprio della ricerca, però mi pare una fase di fondazione abbastanza interessante, che certamente necessita del dibattito, forse non siamo ancora tanto pronti, però secondo me promette molto bene. Grazie. E ora vi mostro un po' i siti di cui abbiamo parlato negli atti del congresso, nei preatti del congresso. Uno è il Castello di Rontano, dove abbiamo iniziato a lavorare già nel 2007. È un sito che nasce su una collina, la prima collina che si vede dalla Via Emilia e si vede anche da Ravenna quando non c'è Foschiace, quindi praticamente mai. Sostanzialmente è però il primo sito che potete incontrare in questo fondovalle andando verso diciamo la Toscana, verso Firenze. Su questo sito ovviamente
c'è ovviamente dico in realtà, ma considerando il pattern, la tendenza insediativa che abbiamo riscontrato negli ultimi 15 anni, è un sito che era stato scelto come insediamento anche nell'età del bronzo. Quindi in questo caso già verso la fine del XV secolo a.C., per un lungo periodo, fino al IX secolo a.C., IX-VIII secolo a.C., quindi fino alle soglie dell'età del ferro, e con insediamenti chiaramente materiali deperibili che noi troviamo devastati dalle strutture chiaramente medievali e anche della prima età moderna. Qui vedete un'area della zona sommitale di questo castello, che è la prima che abbiamo iniziato a scavare, cercando un po' quelle che erano le origini del castello, quindi per vedere qual era un po' la dinamica dell'insediamento, per capire se fosse un sito di nuova fondazione o invece un sito nato su una struttura rurale, ecco, seguendo un po' le varie diciamo, teorizzazioni dell'incastellamento che sono state formulate negli ultimi 50 anni nel modello toscano di Riccardo Francovic o in quello laziale di Tubero o in tutti gli altri modelli. Ecco, questa era un po' l'idea, cercare di capire se anche nelle zone dell'arcivescovo di Ravenna sostanzialmente esisteva ancora un insediamento, diciamo così, fortificato verso la fine già dell'età carolingia, agli inizi del X secolo, quindi. Ecco qui più o meno i siti che abbiamo potuto trovare, databili proprio alla fine dell'età carolingia, che sono documentati sia dalle fonti scritte ormai anche da evidenze materiali. Sono luoghi dove in alcuni casi, cioè in 3 casi su 15 analizzati, quindi un quinto, c'è una curtis precedente, almeno conosciuta dalle fonti scritte. Questa curtis ovviamente senza scavi non si vede, questo lo potete immaginare. Quello che si vede in superficie in alcuni casi, dove ci sono arature in prossimità dei castelli, arature che in questi casi sono state portate avanti fino all'inizio degli anni 60, in zone piuttosto elevate, ma questo ovviamente era una tendenza che anche ecco, fino appunto al primo dopoguerra veniva intensamente sfruttata per ragioni agrarie. Queste sono un po' le date che legano alle testimonianze scritte il sito di Rontana e il toponimo, ma vado velocemente perché tanto le potete leggere comodamente nel volume. Sostanzialmente c'è un sito che è conosciuto come Castrum solo a partire nel 960 e non è neanche menzionato come castello ma come proprietà confinante di un castello. Questo ovviamente accapita diverse volte nell'archivio arcivescovile di Ravenna. Ecco qui i materiali che mostrano la frequentazione del sito, appunto di altura intendo, ma ecco qui siamo in zone dove le alture sono altre cose, qui parliamo di 500-550 metri, ecco non pensate chiaramente alle Dolomiti. Ecco e qui vedete anche 2 immagini del castello nella sua interezza trovati dopo diverse campagne di scave. L'area sommitale, in questo caso, quella che sostanzialmente sembrerebbe essere normalmente l'area prima occupata del castello, in questo caso noi la vediamo frequentata solo a partire dalla fine del XIII secolo come insediamento signorile. Mentre nei secoli precedenti su tutta la superficie abbiamo trovato tracce di un'area funeraria molto estesa. Un'area funeraria con 150 sepolture tagliate nel gesso, a partire, le più antiche si datano all'VIII secolo. Ecco qui vedete una traccia della rocca, ecco quello che abbiamo trovato sostanzialmente nell'area sommitale, la rocca tardo-duecentesca, ha questa dimensione, era completamente sommersa dalla collina, una collina che sembrava naturale e che in realtà è interamente costituita dalle rovine del castello. Allora, questo castello è costruito da Magnardo Pagani anche in maniera intenzionale sopra le rovine di quella che era la chiesa di Santa Maria di Rontana, che viene rasata al suolo completamente. Qui in rosso vedete evidenziate le tracce di questo edificio, anche piuttosto monumentale, di una dimensione che supera i 22 metri, sono 22 metri e mezzo di lunghezza, con un'abside per il momento semicircolare, anche se l'abbiamo trovato solo spogliato, quindi non abbiamo idea del suo alzato. Tracce dell'alzato si trovano solo sul perimetrale nord della fortificazione. Il resto sono solo fondazioni. Di questa fortificazione, che chiaramente, quella diciamo così tardo-medievale, è inserita in un quadro di rocche anche di età tardo-medievale, medievale, piuttosto diffuse in Romagna, ecco però si inserisce su una dimensione consistente rispetto a quelle di Bagnara, di Brisighella stessa, è una rocca che è più o meno larga 30 metri per 30 metri. Ecco, sono dimensioni che per un sito rurale sono piuttosto imponenti, chiaramente per i siti urbani come Imola e Ravenna ovviamente non sono comparabili.
Si presentava solo questa torre ogivale, un adattamento alle nuove tecniche d'assedio che è stato realizzato proprio da Astorgio Manfredi agli inizi del XV secolo, nel 1404, lo sappiamo da un documento che cita questa nuova fortificazione fatta proprio dal Manfredi, che è legato anche a, vedremo, a Ceparano, che fa la stessa cosa 30 anni prima, nel 1878, proprio nel castello di Ceparano. Questo becco viene usato per deviare le nuove tecniche da fuoco. Ecco, sotto 2 metri di deposito abbiamo trovato quella che era l'area cortilizia di questo castello, che è organizzata con un sistema ingegneristico piuttosto articolato, molto innovativo per questo territorio. È un pozzo che viene chiamato, solo per assecondare il modello utilizzato in area veneta, pozzo alla veneziana, ma costruito proprio intorno alla fine del 200, stando alle cronache faentine nel 1296, dove proprio menzionano la costruzione del pozzo da parte del signore di Romagna, cioè Maghinardo Pagani. È un sistema articolato con 2 enormi cisterne laterali e 3 pozzi verticali che captavano l'acqua filtrata in maniera piuttosto ingegnosa da dei volumi, circa sono 60 tonnellate di sabbia, che stanno a tappare queste 2 cisterne e che mantengono sempre pura l'acqua raccolta al centro. Sono 2 enormi brita, io lo dico sempre ai miei allievi, sostanzialmente medievali. Il sistema è già conosciuto verso la fine del X-XI secolo, ma non era mai stato, almeno a mia conoscenza, trovato in area archeologica se non nella rocca estense di Ferrara. Al fondo del pozzo centrale abbiamo trovato una collezione piuttosto importante di boccali faentini, 35, in uno stato di conservazione piuttosto buono, direi, che abbiamo potuto portare in varie mostre nella comunità brisighellese al MIC di Faenza e adesso nella rocca di Brisighella, giusto per mostrare alla comunità alcuni dei reperti che ovviamente su cui stiamo ancora lavorando per esporli in maniera definitiva. Lo scavo è proseguito nel corso degli anni e ci ha consentito di vedere anche gli ambienti interni dell'area signorile, con strutture piuttosto articolate all'interno, con muri spessi, intonacati e decorati con tonici policromi e con stucchi, ne vedremo alcune tracce, e pavimentazione in cotto di diversa fattura. Già verso la fine del XIII secolo sono state costruite queste strutture, ma poi migliorate nel corso del XV e poi all'inizio del XVI dal podestà della Vallamone, che è stato incaricato dal doge di controllare la vallata e presidia la vallata proprio mettendo un nuovo controllo quasi urbano nel castello di Rontana. Tracce di questa fortificazione, di queste fasi dell'inizio del XVI secolo, sono state trovate soprattutto sul lato meridionale, con questo muro in laterizi a scarpa che domina un'area precedentemente occupata e costruita con 2 case straordinarie costruite in pietra verso la fine dell'XI secolo, che sono una casa torre, una casa con più spazi e un suo oratorio privato. Sono strutture davvero imponenti, costruite con materiali ben lavorati, il gesso, che è il materiale d'altronde su cui è costruito l'insediamento. Qui vedete anche una parte dell'ingresso del XIII secolo, che poi viene costruito sull'unico tratto della pieve, la pieve di Santa Maria, che è conservato nell'area sommitale. Vedete invece questa rocca come taglia in maniera piuttosto consistente l'area cimiteriale e l'abside della chiesa di Santa Maria. Qui vedete i tagli delle diverse sepolture che in più fasi dall'VIII secolo in avanti hanno occupato questa zona. Quindi si tratta in sostanza di un insediamento rurale che nasce almeno intorno a una chiesa verso la fine dell'VIII secolo. La chiesa è conosciuta nel IX, ma le prime tracce noi le troviamo già nell'VIII secolo. È la stessa tendenza che vediamo in altre pievi dell'area romagnola, soprattutto nella pieve di San Giovanni in VIII, lungo la via che collegava Faenza con Firenze, sull'attuale via Brisighellese, dove c'è un insediamento costruito anche quello, secondo Deichmann, già verso la fine del VI secolo, con tanti elementi marmorei utilizzati comprati da Ravenna, in Proconneso e in altri materiali, così come abbiamo verificato anche per la chiesa di Santa Maria di Rontana. Ecco, qui vedete alcuni dettagli della casa torre che si trova sulla zona meridionale. Quindi quello che avviene in questo sito fortificato è che invece di mettere la zona
di ostentazione del potere signorile nell'area centrale più alta del castello viene messa nella zona più esposta, quindi lungo la vallata dell'Amone, quella che si affaccia proprio sui campi che venivano controllati dal castello e sulle strutture produttive, le ville, ancora chiamate in questo modo nei documenti medievali, che dipendevano dal proprietario del castello, in molti casi della famiglia Manfredi, ma anche di altre famiglie faentine e toscane. Abbiamo trovato diversi elementi all'interno della rocca che servivano per lavorare il gesso, come questo piccone da pietra, abbiamo poi restaurato nel corso del tempo, ne abbiamo trovati due, uno con l'immanicatura al suo interno, vedete i tagli praticati nel gesso per lavorare le strutture, per costruire alcune delle abitazioni che fanno parte del castello. Altri elementi caratterizzanti della rocca sono le zone di riscaldamento, cioè verso la fine del XIII secolo vengono costruiti dei camini proprio sui lati delle murature sul lato sud, in quasi tutti gli ambienti di questa rocca, che si va a configurare come una sorta di palazzo, quindi vedete anche alcuni già in fase di restauro. E alcuni elementi decorativi che mostrano un po' la cura verso la fine del 200 e nei restauri quattrocenteschi di queste zone appunto signorili del castello. Abbiamo notato anche come tutta la struttura era interamente rivestita da intonaco, un intonaco rosso, quindi questo castello stagliava dalla vallata non soltanto per la sua imponenza monumentale, per le sue murature, ma anche per il colore che si distingueva dal resto del gesso, che aveva questa caratteristica di riflesso, no? Di selenite, quindi che rifrangeva un po' il sole, e con questa rocca, la zona signorile soprattutto in rosso, ancora considerato in questo momento un colore di ostentazione del potere signorile. Vedete alcune strutture collegate alla rocca, la zona a sud era chiusa da due circuiti murari con arcate monumentali. All'interno abbiamo trovato alcune zone produttive, una legata alla produzione del forno, del pane, scusate, un forno da pane, quindi nelle fasi di scavo, ma anche una vetreria, una fornace da vetro, un piccolo atelier che produceva oggetti in osso, sia cassette, dadi, piccoli spilloni e altri oggetti che non abbiamo potuto riconoscere ancora, un sarto e anche qualcuno che lavorava il ferro nella seconda e terza lavorazione. Abbiamo trovato gli scarti della riduzione e diverse aree con un basso fuoco, sempre all'interno di questa zona, vedete, trapezoidale, che stava alla base della rocca difesa da circuito murario. All'interno invece le fasi precedenti la costruzione del castello mostrano una vasta, vi dicevo, area funeraria tagliata nel gesso, e anche uno dei più antichi ossari che abbiamo documentato in zona, già costruito verso la fine dell'XI secolo, dove vengono selezionate soprattutto alcune delle ossa delle sepolture che poi di volta in volta vengono riorganizzate con riduzioni parziali selezionate, mettendo nell'individuo anche solo i crani, cioè solo i calvari degli individui precedentemente deposti. Vedete alcune immagini dello scavo, qui vedete una di queste sepolture, l'ultima inumazione, con 13 calvari associati a questa sepoltura. Alcune delle tombe sono appunto databili anche attraverso analisi al C14 all'VIII secolo. Vedremo alcune che sono state trovate quest'anno si fanno risalire al primo popolamento dell'insediamento rurale. Erano normalmente nudi questi individui sepolti, in alcuni casi invece abbiamo trovato anche tracce dell'abbigliamento, qualche fibbia, ma pochissimi oggetti del loro abbigliamento. Abbiamo fatto tutto il possibile per fare il maggior numero di analisi anche al DNA, soprattutto sui campioni più numerosi della popolazione, per caratterizzarla, e ovviamente abbiamo lavorato in questo modo anche sugli isotopi dei vari, sia degli individui, ma anche sui materiali trovati che facevano parte dell'arredo liturgico dell'edificio che precede la nascita del castello, appunto la chiesa di Santa Maria di Sant'Anna. Sono stati reimpiegati in varie murature, sia di abitazioni, e poi spostati nella nuova sede della Pieve di Santa Maria, fuori dal castello, già verso gli inizi del XIV secolo.
qui vedete tracce di uno degli ambienti, perché in questo caso, nelle zone spoliate dopo l'abbandono del XVI secolo, siamo potuti arrivare a delle fasi che precedono la costruzione del castello e anche dell'area cimiteriale. Ecco, in questo grande muro, in questo spesso muro trovato a più di 2,5 metri sotto il deposito originario, abbiamo trovato una delle tracce del presidio bizantino. Qui ne vedete un tratto ancora in fase di scavo, tagliato, vedete, da varie sepolture e poi coperto dai muri della rocca. Ecco, questa struttura che vedete in più foto era associata a diversi materiali, adesso qui ne presento solo alcuni, ma un deposito più consistente verrà pubblicato nel prossimo Electron-Corso di Ravenna, a cui vi invito a prendere parte dal 20 al 24 aprile, in occasione della commemorazione dei 1500 anni della morte di Teoderico. Non so perché bisogna commemorare questa data, però invece se vi interessa partecipare al congresso, ogni occasione è buona. Allora, associate a questi materiali di fine VI, inizi VII secolo, abbiamo trovato anche un bollo di Gregorio Magno, un bollo che mostra chiaramente un legame tra queste comunità di fortificazione di altura al controllo papale. Qui alla volontà che ha già mostrato Federico Marazzi qualche anno fa di rapporti diretti tra la possibilità di sostentare le milizie romane in questi presidi di controllo, di confine tra appunto Tuscia, in questo caso Longobarda, tra Tuscia Longobarda e Esarcato. Ora, su questa tendenza abbiamo iniziato a lavorare anche su una linea di insediamenti fortificati che separa appunto la Via Emilia, la zona di Via Emilia, dall'area considerata della Toscana, cioè da Tuscia Longobarda. Sono zone molto complesse perché chiaramente i limiti sono del tutto diffusi, non esiste una tradizione se non con quella del Granducato di Toscana, tra Granducato di Toscana e Stato Pontificio, ma sono limiti mobili. Considerate che fino alla fine del 300 ovviamente il comune di Faenza aveva proprietà fino all'area mugellana, zona di controllo fino alla battaglia delle Scalelle sostanzialmente. Ora l'arcivescovo aveva un controllo importante o aveva tante proprietà anche in zone della Tuscia Longobarda. Questi territori sono stati associati più volte a una sorta di presidio, di confine, di limes bizantino. Ovviamente è una cosa che inizialmente non consideravo ammissibile perché non vi erano evidenze archeologiche, ma avendo trovato alcune tracce abbiamo cercato di vedere se anche negli altri castelli più o meno caratterizzati dalle stesse evidenze si potesse trovare, scavando in profondità, materiali del genere. Quindi Ceparano, che si trova sulla stessa linea, quindi del cosiddetto confine, e che è stato sempre un castello di confine tra poi Granducato di Toscana e Stato Pontificio, abbiamo iniziato a lavorare. Ovviamente c'è materiale di 7 anni fa. C'è materiale di Romolo Liverani che ha disegnato quasi tutti questi castelli fino all'area di Marradi, e ce ne dà qualche traccia. Poi Achille Lega che ci mostra qualche pianta spesso e volentieri sbagliata di quelli che erano i castelli, ovviamente, quindi noi li usiamo in maniera anche spesso acritica. Invece ci siamo accorti che bisogna assolutamente tenerli a bada perché sono solo degli schizzi, neanche tanto ed è anche difficile immaginare come abbia potuto confondersi in questo modo, visto che non c'era neanche un albero nel momento in cui ha fatto questo disegno, ma questo pace all'anima sua, insomma, adesso noi dobbiamo solo farne i conti. Allora, questo sito era considerato un piccolo presidio, un presidio, vedete, di pochi più di 20 metri, con una torre gigantesca che è stata conservata, la torre cosiddetta di Ceparano, che appunto primeggiava sulla vallata, in questo caso del Marzeno, ed era visibile anche questa da Ravenna prima del rimboschimento post bellico. Quindi vedete alcune immagini prima dei nostri scavi, con il becco anche in questo caso, cioè quindi utilizzato in questo caso già in fase costruttiva per deviare il tiro da fuoco. È un'opera abbastanza diciamo così pionieristica rispetto a questo sistema, tanto che secondo alcuni studiosi, che lascerei stare, ma comunque Leonardo da Vinci avrebbe studiato questi casi per indicare una forma di difesa in questi presidi, in queste rocche di Romagna, nel momento in cui è stato a servizio dei Manfredi. Ora, al di là di questi vaneggiamenti storiografici locali, in realtà
si tratta di una delle più antiche costruzioni per deviare il tiro delle armi da fuoco realizzata nel 1378. In questo caso lo sappiamo da un'epigrafe firmata, cioè comunque con il nome di Astorgio Manfredi, che indica che è stata trovata che si trovava affissa su questo torrione e che indicava appunto la costruzione di Astorgio Manfredi nell'anno 1378. Ha una scala elicoidale in arenaria. In questo caso, diversamente da Rontana, il materiale lapideo su cui è realizzata è calcarenite e anche le risorse economiche su cui si imposta il castello sono diverse rispetto a quelle agrarie e anche in quel caso litiche legato all'assuttamento del gesso nella vallata appunto nell'area dei parchi del gesso romagnola. In questo caso si tratta di materiale calcarenitico usato sia per la famosa calce di Faenza, menzionata in quasi tutti i castelli costruiti fra la fine del 200 e inizi del 300, anche dalle cronache faentine di Magnardo Pagani, e anche per fare oggetti, soprattutto per macine sono chiamate le rote di Ceparano, che si trovano in un areale piuttosto diffuso, fino all'area mugellana, le troviamo anche nel territorio di Palazzolo sul Senio, e si trovano nella base del torrione, del campanile della abbazia di Pomposa. Quindi ha un areale di 60-70 km di diffusione. Qui vedete alcuni tratti del torrione monumentale, con anche in questo caso un'area di riscaldamento interno e un forno da pane. Lo vedete ancora perché ci piace moltissimo. La zona, l'area sommitale, abbiamo iniziato a scavarla nel 2019. Qui vedete le prime picconate. Abbiamo trovato alcuni adattamenti con postazioni da tiro in archibugiere della fine, in questo caso del 400, e anche un'area di sepoltura privilegiata, un oratorio privato signorile nell'area sommitale, quella che appunto era considerata l'essenza stessa del castello fino a pochi anni fa. Qui vedete le fasi di scavo dove si notano alcuni sesquipedali cisalpini prodotti in area appunto della Valle del Marzeno, molto importanti perché sono gli stessi materiali che sono stati usati per costruire il mausoleo di Galla Placida tra gli altri, recuperati in questo caso. Vedete alcune delle zone dell'area sommitale scavata per intero dal nostro team di ricerca, una prima pianta e l'ingresso dell'area dell'oratorio, in questo caso realizzata nella metà del XIII dai Guidi. Una feridoia d'arco trovata sulla punta, e quello che è straordinario abbiamo trovato nel corso degli scavi, già si intravede da questa prima planimetria, abbiamo notato che la forma absidale data a quest'area sommitale era legata a qualcosa che non aveva niente a che fare con la rocca. Allora, anche in questo caso abbiamo notato che è stata interamente riadattata. Qui vedete alcune delle fasi della rocca segnalire con un'altra archibugiera interamente trovata sotto oltre 3,5 metri di deposito, scavati a mano dai nostri ragazzi, che sono alcuni di loro qui presenti. Ecco, vedete anche qui più o meno l'area absidale, ma questa è solo una pianta, diciamo così, banale dell'insediamento. Qui la vedete meglio, è la pianta che finalmente abbiamo potuto, diciamo, pulire nel corso degli anni, e vedete chiaramente la chiesa di X secolo, menzionata per la prima volta nel 970, non sappiamo se un po' più antica, su cui poi è stata costruita questa fortificazione guidinga. Allora, in questo caso, diversamente da Rontana, il castello, abbiamo scoperto, era articolato su 2 diverse colline. Facendo ricognizione abbiamo trovato anche tutte le fortificazioni del lato opposto di questa collina, dove si sviluppava il sito più antico. Un sito che non sappiamo se fortificato, perché in questo caso non abbiamo avuto il permesso dal proprietario di scavarlo in profondità, ma su cui sono state trovate diverse monete esarcali di VII secolo, c'è qualche moneta di Eraclio, c'è una frequentazione sicuramente, diciamo così, alto medievale, che precede poi una fortificazione del XIII secolo, nella seconda conoscerò, che viene poi distrutta da un terremoto, il terremoto del 1279, che ridimensiona un po' le caratteristiche di questo castello. Mi piace mostrarvi l'immagine di questo torrione dopo i nostri scavi nel 2024. Vedete alcune strutture di difesa adattate poi
nel 400 e anche in questo caso verso gli inizi del 500, e vedete anche come il deposito era completamente coperto quello che era invece l'immagine originaria dell'insediamento. Proprio fuori, alla base dell'insediamento fortificato dell'area signorile, abbiamo trovato anche una struttura religiosa realizzata dopo la distruzione della chiesa di Santa Maria. Qui vedete le ossa di un enorme ossario, vi faccio vedere solo al di sotto 10 centimetri in questo caso, nell'humus praticamente, si trova questa quantità enorme di ossa neanche messe in maniera organizzata, e quindi vedete una sezione di una camera di 12 metri per 5 circondata da murature spesse oltre 80 centimetri, che sono la nuova chiesa di Santa Maria, realizzata sul versante settentrionale dai Guidi dopo una battaglia persa contro il comune di Faenza. Quindi la chiesa continua a essere diciamo, occupata solo dopo la fine del XIII, dopo lo spostamento di questa area cimiteriale sull'area sommitale, viene realizzato un enorme ossario per contenere tutte le ossa asportate proprio dalle fosse di questa zona sommitale che abbiamo trovato in superficie vuote. Qui alcune immagini dell'area dell'edificio religioso, i muri perimetrali, e l'interno che non abbiamo scavato completamente. Abbiamo tolto oltre 350 individui che abbiamo studiato, e dopo una piccola cerimonia che si è svolta sul castello abbiamo anche risepolto nell'area dell'ossario, ridonando quindi alla comunità anche quelle che erano le ossa, insomma, di questa comunità castrale che noi abbiamo potuto investigare e ridonare al suo stesso territorio. Era una chiesa a coro piatto, più o meno come quelle costruite nel XIII secolo e nei secoli successivi in gran parte dell'area romagnola, qui sempre nella vallata del Marzeno, in un sito costruito dopo la peste del 300. Ecco, nell'area sempre del castello che abbiamo esplorato, abbiamo scelto alcune unità topografiche per capire anche quali fossero le caratteristiche dell'abitato. Abbiamo trovato una imponente domus costruita in pietra, chiaramente calcarenite, dove vengono riempiegate anche delle macine venute male. E quindi vedete alcuni ambienti di questa abitazione che faceva parte. Abbiamo scoperto di un quartiere residenziale monumentale con una strada che su cui si affacciava una porta gemina, e con uno spazio retrostante destinato a un granaio poi distrutto, abbandonato alla fine del 300, dove abbiamo trovato gran parte del suo contenuto che stiamo ancora studiando. Quindi vedete alcune tracce della casa, e qui la pianta di questo ambiente, di questa domus, chiamata in questo modo da un documento dell'XI secolo che è stato messo a disposizione da Ruggero Benericetti, che faceva parte del monastero di Sant'Andrea, e sostanzialmente che ci indica Domos Ceparani, e questa è una struttura costruita proprio verso la fine dell'XI secolo e che ha tutte le fattezze di un abitato signorile, peraltro poi apparentato con i Manfredi, come abbiamo visto dal vasellame, con stemmi dei Manfredi trovati proprio negli spazi domestici. Questa struttura copre ambienti più antichi. Vedete qui questa infilata di buche di palo che fanno parte del primo fortilizio in legno, così come a Rontana la prima fortificazione del X secolo, quella che riguarda proprio la nascita del villaggio fortificato, è organizzata con una palificata in legno, ma ancora prima della fortificazione abbiamo trovato anche i resti di una struttura romana rustica associata probabilmente alla produzione vinaria e alla produzione di laterizi, quei laterizi che avete visto anche poi prodotti, realizzati fino alla metà del quinto, quantomeno fino alla metà del V secolo. Quindi è un insediamento chiaramente che ha attirato l'abitato rurale per diversi secoli sin dall'età romana, e anche in questo caso, dove c'è l'ambiente sud, abbiamo trovato tracce di un abitato del IX secolo a.C. con una capanna tagliata nel banco roccioso, che qui non è mostrata, ma che è associata anche a un deposito di materiali che i nostri colleghi
interessanti, cioè dei protostorici studieranno. Un'immagine dall'alto dell'ambiente meridionale, settentrionale della Domus con strutture di vinificazione e una planimetria estesa del castello. Qui vedete l'area che era stata disegnata dalla Lega alla fine dell'Ottocento, vedete tutt'altro che limitata a un piccolo fortilizio, estesa su 150 metri per 50 metri di lunghezza e a controllo diretto, vedete, di cave di estrazione di macina, le macine appunto di Ceparano. Vedete qui anche la struttura precedente nell'area dove probabilmente si è stanziato il primo insediamento, non sappiamo di che natura, se un villaggio aperto o semplicemente una struttura appunto fortificata della fine del VI e VII secolo. Quindi immagine del castello con il controllo dei campi arati a vista molto facilmente. Vedete la sella del castello di Ceparano, le due colline su cui appunto si innalzavano i due presidi tardo medievali. Vi ringrazio per l'attenzione. Tutto per darci la possibilità di esporre questo caso campione per noi, molto interessante per quanto riguarda l'Abruzzo interno, proprio perché ci aiuta non solo a ricostruire delle dinamiche insediative estremamente interessanti per l'area di nostro interesse, ma anche per costituire un ottimo indicatore cronologico per le classi ceramiche, proprio perché questo sito è il sito appunto del Castello di Preturo alle porte dell'Aquila, è ubicato appunto a pochissimi chilometri dalla città dell'Aquila, quindi capoluogo di regione, e costituisce per noi un ottimo indicatore cronologico proprio perché abbiamo delle date addirittura di fondazione e di distruzione di questo insediamento. Caso abbastanza raro per quanto ci riguarda, quindi siamo riusciti a ricostruire dinamiche insediative del territorio, ma anche una ricostruzione delle produzioni, degli scambi e dei commerci all'interno del territorio in esame. Il Castello di Preturo si trova in un'area strategica, in un punto strategico di questo territorio, proprio perché ha diretto controllo della vallata Miternina, una vallata strategica per l'Abruzzo interno, quindi un corridoio naturale per l'ingresso all'interno dell'Abruzzo e da lì al sud Italia, attraverso appunto la zona montuosa dell'Abruzzo attuale. Ok, e ha diretto controllo dell'antica città di Amiternum, nodo viario e strategico per il controllo di questo territorio e della viabilità relativa. Quindi un castello voluto probabilmente in quel punto, lo vediamo meglio anche dall'orografia di questo territorio, quindi un castello voluto in quell'area proprio per la gestione e il controllo non solo della vicina città di Amiternum, che ovviamente alla data di fondazione del castello è ormai diruta, è ormai in avanzato stato di abbandono, ma che comunque conserva ancora la cattedrale o i resti della cattedrale appunto a pochi chilometri di distanza, in un territorio completamente controllato dalla ricca e importante abbazia di Farfa, un'abbazia imperiale appunto che gestisce la proprietà fondiaria di un territorio abbastanza vasto. Per capirci, il castello di Preturo e il pallino in blu, tutti gli altri insediamenti sono le proprietà fondiarie di Farfa, che entra all'interno di questo territorio e inizia questa, permettetemi questo termine, una lotta, una guerra ovviamente economica con la cattedrale, con il vescovo appunto e con la cattedrale di Amiternum ubicata all'interno di questo territorio. Quindi molto probabilmente utilizzano questo castello proprio come testa di ponte per l'ingresso all'interno del territorio e un controllo fisico sul territorio. Sappiamo che alla base della collina sulla quale sorge il castello di Preturo era presente prima una villa pretoria, poi una curtis, censita appunto ai documenti che in recenti indagini storico-archivistiche hanno appunto ubicato alla base della nostra collina, dove è presente il castello. Un castello di limitate dimensioni, parliamo di circa 600 metri quadri, estremamente limitata appunto l'estensione della fortificazione che presenta nella sua ultima fase edilizia di epoca normanna un impianto trapezoidale con la torre
la residenza feudale nella estremità sud dell'insediamento, con evidenti anche modifiche dell'orografia, quindi la roccia sottostante è stata appositamente modellata per far aderire questo insediamento, ma soprattutto per renderlo facilmente difensibile. E molto probabilmente invece l'insediamento vero e proprio, cioè il villaggio al quale apparteneva alla rocca, trova posto molto probabilmente lungo le pendici della collina, laddove le ricerche di superficie hanno individuato diversi terrazzamenti con una viabilità che appunto delimitava l'insediamento e che permetteva probabilmente ai coloni di trovare posto all'interno del bosco. Anche le analisi palinologiche che stiamo portando avanti e della vegetazione attuale comunque denotano una forte antropizzazione di questa collina. Troviamo appunto ancora tracce della vite, ulivi e soprattutto mandorli. Quindi ovviamente un'antropizzazione fortissima di questa collina che oggi invece presenta una macchia mediterranea, quindi querce, lecci, eccetera. L'insediamento corrisponde, diciamo, e riflette la tipologia classica della fortificazione altomedievale, cioè con una differenza di quota, quindi un differenziale di quota rispetto al fondovalle coltivabile estremamente limitato. Parliamo di poco più di 150 metri di dislivello tra il fondovalle coltivabile e l'ubicazione del castello, a differenza di quanto avverrà invece per la stragrande maggioranza dei castelli normanni da noi indagati, che presentano un differenziale di quota che molto spesso supera i 400 metri. Ovviamente il castello di Preturo fa parte di un progetto di ricerca più ampio che vede appunto circa una decina di castelli indagati archeologicamente tra castelli altomedievali, normanni e basso-medievali. Alla base avete già visto delle buche di palo che appunto sotto la copiosa stratigrafia, come diceva anche il collega Cirelli, parliamo di circa 4 metri di interro, di crolli scavati a mano appunto dai nostri studenti anche in questo caso. Abbiamo trovato appunto alla base della stratigrafia il banco roccioso appositamente modellato con queste buche di palo di cui parleremo tra qualche minuto. La documentazione d'archivio è abbastanza interessante per quanto riguarda il sito in oggetto. Per gli altri siti non siamo riusciti a trovare una corrispondenza simile. Fatto sta che la documentazione d'archivio ci permette di datare la realizzazione del castello attorno appunto al 934. È uno dei castelli più antichi e, come potete vedere, i castelli altomedievali di X, XI secolo sono abbastanza rari nell'Abruzzo interno, almeno a partire dalle fonti documentarie e dalle indagini archeologiche da noi condotte. Nella stragrande maggioranza dei casi parliamo appunto di castelli basso-medievali o comunque castelli realizzati in periodo normanno, o dai normanni stessi o dai domini locali in ottica anti-normanna. Il primo documento che cita il toponimo Preturo appunto è dell'894, quando in un atto di compravendita viene riferito appunto per la prima volta il termine pretorio, quindi è semplicemente un loco quidicito. Mentre nel 928 compare la cutis, che è appunto nel fondovalle, quindi alla base della nostra collina, la cutis appartenente a Ramedio di Bevagna, che appunto vende questa cutis, ce l'abbiamo nel 928. E solo nel 934 per la prima volta viene citato un castello a Monte Aureo, praticamente la collina sulla quale appunto insiste l'attuale abitato di Preturo. Quindi il castello viene citato per la prima volta solo nel 934 e la cosa molto interessante per quanto riguarda le nostre ricerche è che nel 947, quindi pochi anni dopo, il castello viene ceduto per 2/3. Quindi il castello i documenti appunto ci dicono che il castello viene ceduto per 3 parti, 3 quarti del castello vengono ceduti dal monastero ai figli dell'abate Campone, un personaggio estremamente importante per quanto riguarda l'incastellamento di quel territorio per il fenomeno delle usurpazioni da parte dei laici nei confronti del monastero, e successivamente nel 970 il castello viene ceduto nuovamente, viene frazionato nuovamente e viene ceduto però per 1/3. Quindi c'è una nuova
concessione nel 970. Da tutto questo noi riusciamo, grazie ovviamente all'aiuto dei colleghi storici, riusciamo a interpretare quanto succede all'interno del nostro castello, quindi sia con dati d'archivio che ovviamente con indagini archeologiche. Vediamo come l'ente monasteriale quindi disponga del castello iure proprio e parcellizza questa proprietà immobile a favore di attori laici interessati alla gestione e al controllo del patrimonio fondiario associato a questo castello. Di conseguenza possiamo parlare di un vero e proprio castello curtense, cioè il castello e l'ente monasteriale continua a svolgere le funzioni di centro per l'organizzazione e il controllo appunto del territorio e della popolazione impiegata, nonché per la gestione economica del complesso fondiario gravitante attorno al castello stesso. Quindi le fonti d'archivio ci aiutano a interpretare questa dinamica, un castello sostanzialmente sul modello toscano, già di un modello insediativo già individuato appunto da Riccardo Frankovic, e vediamo delle dinamiche molto molto simili appunto anche all'interno del territorio abruzzese. Le indagini archeologiche dimostrano in parte, confermano in parte quanto invece avanzato dalla ricerca d'archivio. Vediamo come alla base della stratigrafia appunto il banco roccioso sia stato interessato da buche di palo che hanno restituito anche del materiale ceramico estremamente eterogeneo. Troviamo dapprima ceramica di impasto bruno non tornito di VI IV a.C., quindi un insediamento italico ubicato sull'alto della collina, un'assenza in periodo classico, per poi una rifrequentazione nel corso del VII-VIII secolo non censita dai documenti. Troviamo appunto clibani di VII-VIII secolo della stessa tipologia che rinveniamo nella vicina cattedrale di Amiternum, in maniera ovviamente molto più copiosa, e ceramica ingobbiata di appunto VII secolo, con aree di diffusione in Umbria, Abruzzo e Sabina, e quindi è un insediamento probabilmente aperto, non fortificato, ubicato sull'alto della collina. I clibani rinvenuti forse, ovviamente dobbiamo avere diciamo non abbiamo certezza, ma forse indicano comunque una comunità che non può accedere alla panificazione, quindi utilizzano appunto questo tipo di clibani. Le cose vanno avanti ovviamente fino all'arrivo dei i maledicti normanni, cioè i normanni che trasformano l'insediamento, quindi dall'insediamento ligneo il castello viene trasformato nella sua forma attuale, cioè un insediamento litico, nel corso appunto del XII secolo, e continua a resistere all'interno di quel territorio, che poi vedrà una proliferazione di fortificazioni. Avete visto prima le fonti altomedievali e i nostri scavi indicano comunque una bassa incidenza di castelli nell'Alto Medioevo, quindi circa una decina, mentre con l'arrivo dei Normanni la situazione si espande, abbiamo una proliferazione di fortificazioni, appunto i pallini rossi sono appunto i castelli normanni censiti o comunque individuati all'interno dell'Abruzzo. L'area di nostro interesse è quella indicata con la lettera A. E altra cosa estremamente interessante, come dirà appunto il collega Del Monte, è che abbiamo anche una data di fine, di distruzione di questo castello, e i reperti archeologici ci aiutano a confermare quanto riportato dai documenti, tant'è vero che all'interno di questo insediamento non rinveniamo frammenti di maiolica arcaica. Assieme ad altri siti archeologici sappiamo, grazie appunto alle indagini archeologiche all'interno del castello di Preturo e altri siti archeologici sul territorio, vediamo come questo tipo di ceramica maiolica arcaica arrivi nell'Abruzzo interno solo nei primi decenni del XIV secolo, cioè quindi solo nei primi anni del 1300. Molto probabilmente proprio perché non c'è una stratificazione della società. Abbiamo ancora degli insediamenti feudali, come il castello di Preturo, all'interno del quale non c'è bisogno di ostentare ricchezza anche attraverso la tavola. La città dell'Aquila, considerate che verrà fondata solo nel 1254 e diventerà una vera e propria città solo con la
chiusura delle mura nel prima quarto del 1300, siamo intorno al 1317, tant'è vero che quando arriva Celestino V all'Aquila, il cardinale Stefaneschi, 1294, scusatemi, citerà l'Aquila e descriverà l'Aquila come una baraccopoli sostanzialmente, cioè una città ancora in via di costruzione, quindi abbiamo una città vera e propria solo appunto nei primi anni del 1300. Tutte le indagini archeologiche, compreso il castello di Pretura, appunto dimostrano che questo tipo di indicatore cronologico arriva nel nostro territorio solo nel 1300. Ma lascio la parola al collega per una breve descrizione invece delle fasi basso medievali e soprattutto della decisione da parte delle case regnanti della distruzione volontaria di questa tipologia di fortificazioni. Buongiorno a tutti, mi associo ai ringraziamenti fatti dal professor Forgione e senza indugio passo a descrivervi le fasi basso-medievali del castello. Dal Catalogus Baronum si evince che il territorio amiternino risultava diviso in baronie originate dai discendenti dei conti dei Marsi e di Rieti, che presero il nome dal loro castello di abituale residenza. E il caso del castello di Preturo è esemplare proprio in questo senso. Se facciamo un piccolo passo indietro al 970, cioè la data che ha citato il professore relativamente alla cessione di un terzo del castello al conte Teodino di Rieti, capiamo come dal conte Teodino appunto il castello non sia mai più tornato in possesso dell'abbazia di Farfa e che da questa prima usurpazione si sia generata proprio la famiglia De Preturo. Sappiamo che Tommaso De Preturo aveva in capite direttamente dal re Pretorum appunto ed altri siti. Con i pallini rossi sono i vari feudi di Tommaso, posti tutti a ovest della città dell'Aquila. Il castello di Preturo aveva un valore di 3 milites secondo il Catalogus, che secondo lo storico Ludovico Antinori, storico settecentesco aquilano, nonché vescovo di Acerenza e Matera, questi 3 milites dovevano corrispondere a 72 famiglie. Era il feudo più importante del barone e probabilmente quello di residenza. E la prova della residenza della famiglia De Preturo all'interno del castello ce la dà una iscrizione che cita lo stesso Antinori del 1177, in cui vengono nominati i figli del barone, Giovanni arciprete della stessa chiesa, Raindolfo, Rainaldo e Teodino, che vengono descritti nell'iscrizione rinvenuta nella chiesa di San Pietro come residenti nel castello, appunto. Durante il periodo svevo invece ci sono pochissime attestazioni, sappiamo le difficoltà che Federico II ha passato, diciamo, nel fronteggiare la feudalità abruzzese, non ci sono prove, il castello di Preturo non viene nominato nello statuto di riparazione dei castelli, non viene nominato nell'elenco dei castra exempta, cioè quei castelli su cui Federico II riservava per sé la nomina del castellano, ma abbiamo solo un nome, questo Luca De Preturo, che probabilmente è un discendente di Tommaso ed è uno degli ambasciatori che nel 1229 chiedono a Papa Gregorio IX di poter costruire una nuova città in un luogo chiamato Accoli. Ovviamente il progetto non si concretizzò e, come ha detto il professore, la città dell'Aquila fu costruita poi successivamente nel 1254. Il castello, a questo punto sorge una domanda: il castello di Preturo fu acquisito al Demanio Regio in periodo svevo? Questo non possiamo dirlo con certezza, ma di fatto lo ritroviamo nominato tantissimo nei registri della Cancelleria Angioina, come un castrum ormai in amministrazione curiale. Quindi, siccome Carlo I di fatto non modificò l'organizzazione castellare federiciana, possiamo sostenere o ipotizzare quantomeno che il castrum di Preturo fosse già stato acquisito al Demanio Regio da parte di Federico II. Comunque la prima attestazione del castrum di Preturo è del 1269. In questi documenti dei registri angioini per castrum si intende un castello esclusivamente militare, dove viveva solo il castellano, la guarnigione e le famiglie della guarnigione, e su questo abbiamo diversi documenti che diciamo provano questa organizzazione. Al 1269 erano presenti un castellano scudiero, quindi non ancora cavaliere, 8 soldati servientes, per il cui stipendio erano previste 53 once d'oro e 16 tari annui.
Tra il 1275 e il 76 viene nominato castellano uno scudiero francese, Drouin de Saint-Clair, nominato spesso come anche Droino de Santo Claro, come castellano quindi del castello di Preturo. Il castello di Preturo poi viene nominato in vari documenti tra il 78, il 79, l'80 e l'82, fino alla distruzione, avvenuta sempre in periodo angioino. La distruzione avviene perché la corte reale angioina ha tentato sempre di risparmiare, tentò in qualche modo di risparmiare nella gestione dei castelli, sin dal suo insediamento. Già dal 1267 Carlo I insediò una commissione con lo scopo di stabilire quali castelli potessero essere distrutti senza alcun danno per la curia. E questo progetto si realizzò dopo la perdita della Sicilia durante la guerra del Vespro, per spostare e razionalizzare le risorse nella difesa sulla frontiera meridionale. Quindi le due date mi accingo a concludo, sì, è l'ultima cosa. Il 14 gennaio 1284 Carlo II, allora principe di Salerno, ordina di spianare al suolo alcuni castelli abruzzesi, mancando appunto il denaro per munirli adeguatamente, e tra questi figura Preturo da Miterno. E il 18 gennaio 1284 viene inviata questa decisione di distruggere i castelli anche ai castellani incaricati della loro custodia, con l'ordine di riconsegnare alla curia il castello, le armi e tutte le cose presenti all'interno. Questo, concludo, lo ritroviamo anche a livello stratigrafico, perché troviamo tracce di spoliazione sistematica sia delle strutture ma anche a livello materiale. Appunto troviamo pochi ma importanti reperti all'interno del castello, proprio che ci fanno capire che questa spoliazione, questa riconsegna di tutte le cose è stata effettivamente effettuata. Ma per questo vi rimandiamo alle prossime pubblicazioni in atto di stesura. Grazie. Allora, le fonti documentarie ed epigrafiche precedenti all'età normanna per la Puglia meridionale sono piuttosto rare ed eccezionalmente riguardano le fondazioni monastiche di osservanza greca. È il caso quasi unico del monastero. Questo sì. È il caso quasi unico del monastero di San Pietro Imperiale a Taranto. Posso non mangiarlo allora il microfono? Esatto. Sì. Questa penuria documentaria stride con la buona dotazione di cui godono altre regioni dell'Italia centrale e meridionale, dove non mancano atti pubblici, privati e fonti agiografiche. Come sappiamo, fondamentali per la ricostruzione del monachesimo in Sicilia, Calabria, Lucania e Lazio sono le vite di santi monaci italo-greci, San Fantino il Giovane, San Sabba di Pollesamo, Sant'Elia da Enna, ovviamente San Nilo, ma anche alcune fonti straordinarie come il Brevion della metropolia di Reggio Calabria, che per certi versi è il punto di partenza di questo recentissimo lavoro topografico sul territorio di Reggio, prodotto all'interno del progetto su Bisanzio in Italia meridionale, ma anche atti privati e pubblici relativi a monasteri in Calabria, in Calabria e Basilicata e tipica ove essi si conservino. Come ha notato Federico Marazzi, nelle conclusioni del volume che vedete nella slide a destra, a fronte della rilevanza dell'edizione di fonti, a fronte dello studio dell'architettura e a quello delle decorazioni fisse e mobili degli edifici di culto, nota Marazzi, molto meno si è discusso di come questi monasteri fossero stati concepiti e realizzati, di quali infrastrutture si fossero dotati, come avessero inciso sull'organizzazione del territorio e delle reti insediative. Insomma, possiamo dire che l'archeologia dei monasteri italo-greci è ancora ad uno stadio embrionale. I complessi cenobitici della Puglia meridionale emergono dalle fonti solo a partire dalla fine dell'XI secolo, quando i conquistatori normanni favorirono la restaurazione, forse in alcuni casi la rifondazione, di abbazie di rito greco quanto di rito latino. Apparentemente ciò avvenne senza una strategia precisa, se non per la necessità che queste istituzioni potessero e dovessero sopravvivere, anche in relazione al fondamentale ruolo di controllo del territorio e di gestione delle rendite agricole che esse molto spesso garantivano. Ricordiamo gli studi di Vera von Falkenhausen. Questa riorganizzazione sembra che abbia riguardato la devoluzione di monasteri
piccoli o in stato di abbandono a favore di istituzioni più solide, soprattutto benedettine, oppure abbia previsto la costituzione di congregazioni che potessero associare le piccole fondazioni, a volte private, ponendole nella disponibilità dei principali monasteri italo-greci esistenti. Nel Salento non è escluso che San Nicola di Casole, mi dispiace non si vedono sulle le indicazioni sulla fondazione del monastero, che è l'unico con una dotazione documentaria, diciamo, consistente. Quindi San Nicola di Casole abbia avuto effettivamente un ruolo di abbazia madre per piccoli siti monastici che potevano in questo modo continuare ad esercitare la funzione di presidio territoriale, soprattutto in aree marginali dal punto di vista insediativo ed ambientale. San Nicola di Casole, tra l'altro, è stato oggetto di ricerche di survey da parte di Paul Arthur che hanno indicato chiaramente l'esistenza di un esteso insediamento nell'area già in età alto medievale. È necessario citare la basilica d'impianto tardo-antico e alto medievale di Le Centoporte, interpretata dallo stesso Arthur come chiesa monastica. È stato ipotizzato che dopo una prima fase di tardo V-VI secolo, proprio l'edificio ecclesiastico di età alto medievale potesse aver assolto alla funzione cenobitica e che la struttura perimetrale della prima chiesa, ormai in disuso, avesse costituito una sorta di recinto di fortificazione del nuovo piccolo monastero. Di rilievo sono anche i risultati delle indagini che di pari passo con le esigenze di restauro si svolgono a Santa Maria di Cerrate, abbazia italo-greca dell'Interland leccese. Il contesto ha permesso di riconoscere una fase di età alto medievale, al momento limitata ad una sepoltura multipla e all'impianto di alcune buche da palo, di definire più compiutamente le fasi normanne, già note dagli apparati monumentali e dai documenti epigrafici, e quelle di età angioina, in cui assistiamo ad una complessiva riorganizzazione dello spazio monastico. La messe importante di dati finora raccolti avrà bisogno di essere inserita all'interno di un programma di ricerche svincolato dalle esigenze di natura preventiva, ma le potenzialità di ricostruzione storica già al momento appaiono estremamente promettenti. Cronologia, funzione e territorio dei complessi monastici sono alla base del progetto L'Abbazia di San Niceta a Melendugno alla scoperta di un paesaggio monastico bizantino. Finanziato dalla provincia di Lecce e dal comune di Melendugno, il progetto diretto da chi vi parla prevede, oltre allo scavo e alla valutazione delle potenzialità archeologiche del territorio attorno al monastero, che si attivino delle indagini preliminari sull'edificio di culto e sul repertorio decorativo tardo medievale, oltre alle ormai necessarie attività di restituzione alla comunità attraverso strategia di comunicazione ed edutainment. Il luogo di culto, infatti, è patrimonio fondante della comunità e del territorio di Melendugno. È grande la devozione degli abitanti dell'area per San Niceta il Goto, che celebrano il 15 settembre, giorno della memoria liturgica, e il 28 gennaio con l'appellativo di San Niceta del Terremoto. Il complesso si trova nella fascia paralitoranea adriatica, meno di 20 km a nord di Otranto, e dista dal mare circa 5 km, nel luogo in cui si trova l'approdo costiero di San Foca, frequentato anche in età romana e bizantina. San Foca, San Niceta, non siamo in area longobarda, come è chiaro. Il rapporto stretto dell'abbazia con il territorio subcostiero, caratterizzato fino al Settecento da ampie zone palustri, è evidente nella toponomastica di età moderna, che indica proprio nei pressi di San Foca, quindi sulla costa, un'ampia zona deserta come Palude di San Niceta e altri poderi con il termine abbazia. Il luogo del monastero è segnato dalla chiesa a navata unica, che ha subito vari rimaneggiamenti nel corso dei secoli, rifacimenti ai quali non accenniamo, se non per la presenza di una torre di avvistamento addossata all'edificio di culto e che doveva far parte di quel sistema di difesa in profondità messo a punto in età aragonese e sotto il viceregno spagnolo, essenzialmente tra tardo XV e XVI secolo. Brevemente lo scavo, che è iniziato da poco. Nel settembre del 2004 si è tenuta la prima campagna di indagini archeologiche e anche in questo momento è in corso la seconda campagna, grazie agli ottimi Paolo Marcato e Serena Siena che in questo momento sono sullo scavo. L'indagine si propone di recuperare dati sull'arco cronologico di frequentazione del cenobio, sulle preesistenze bizantine ed eventualmente sulla struttura planimetrica del complesso, analizzando anche due contesti specifici: l'area destinata allo stoccaggio delle derrate cerealicole e l'area cimiteriale dell'abbazia.
Infine si è voluto valutare dal punto di vista archeologico un sito distante circa 250 metri da San Niceta, posto in posizione elevata e tradizionalmente ritenuto il luogo dove sorgeva l'insediamento monastico originario. In realtà oggi non ne parleremo, dal momento che per adesso abbiamo indagato soltanto le fasi tardo-ellenistiche e romane. Per quanto riguarda la caratterizzazione del complesso come centro di stoccaggio di derrate agricole, abbiamo indagato un'area di scavo estesa circa poco più di 100 metri quadri, nel quale abbiamo contato 25 silos scavati nella roccia. Pare rilevante anche l'esistenza di un sistema di canaline che dovevano reggimentare le acque piovane, scongiurando che le fosse granarie poste ad una quota più bassa si allagassero, come vedete dal modello digitale di elevazione a falsi colori. Al momento l'unica unità scavata integralmente è stato il Silos 5, definitivamente dismessa e richiusa con pietrame entro la seconda metà del XIV secolo e l'inizio del XV secolo, come fin dagli strati di riempimento più superficiali è stato possibile appurare, sebbene sia stato colmato in due distinte fasi. L'invaso di forma ovoidale con profilo a fiasco, il tipo 10 di Sigol, poteva permettere lo stivaggio di oltre 3.000 kg di grano tenero, circa 720-740 kg per metro cubo. I primi risultati delle analisi archeobotaniche condotte da Martina Capone del gruppo di Girgi Fiorentino consentono di riconoscere vari cariossidi di grano tenero e di orzo rinvenute sul fondo del silo e probabilmente residuo di carichi differenti. Stimando che l'intera area di stoccaggio dovesse essere estesa circa 500 metri quadri e contenere più o meno 120 silos, è possibile ipotizzare che una capacità totale di immagazzinamento pari a circa 360-420 tonnellate di granaglie. Un dato di tale rilevanza può essere messo in relazione con le fonti basso-medievali, che attestano il pagamento di decime da parte del monastero per un ammontare di ben 6 once d'oro, mettendo in risalto l'estensione dei patrimoni fondiari detenuti dal cenobio e la rilevante produzione cerealicora generata durante il XIV secolo. Abbiamo poi portato alla luce parte del cimitero relativo all'edificio ecclesiastico. Sono state indagate 4 tombe che hanno restituito sepolture monosome con inumati, al momento di sesso maschile, in decubito dorsale e deposti in ambiente vuoto. 3 sepolture di forma rettangolare orientate est-ovest e dotate sul fondo di alveo cefalico afferiscono al medesimo orizzonte cronologico che, in attesa dei risultati della datazione radiometrica, possiamo situare all'età normanno-sveva, come chiariscono i materiali rinvenuti, tra i quali la lucerna a becco lungo che vedete, tipica di età normanna, e una pentola rinvenuta in minuti frammenti. La tomba 1 è da ritenersi una sepoltura anomala, per valutazioni sia di ordine tafonomico che antropologico. Valutazioni che potete appunto valutare da queste immagini. Infatti l'unico individuo di sesso maschile, in esso rinvenuto, SK3, era stato sepolto con il cranio ancora in connessione con la mandibola e con le prime 4 vertebre cervicali, collocato sotto il cinto scapolare sinistro, mentre lo scheletro postcraniale era ancora in posizione anatomica coerente. Per la stima dell'età della morte di SK3, calcolata in 48-49 anni, è stato applicato, oltre ai metodi classici, basati sull'osservazione e le modificazioni dei sinfisi pubblica e sulla superficie auricolare dell'osso coxale, un metodo radiologico sul canino che valuta il rapporto tra dente e polpa, basato sulla posizione di dentina secondaria. Serena Siena sta conducendo questo lavoro. Al momento appare piuttosto complesso dare un significato alle molte decine di buche da palo rinvenute nell'area e che in parte sembrano pertinenti a strutture secondarie in materiale deperibile, relative all'insediamento medievale, ma che al momento appunto sono difficili da interpretare. Propongo qui un confronto con le stesse buche, il complesso di buche da palo rinvenute proprio a Santa Maria di Cerrate e che rappresentano un palinsesto in cui si saranno susseguite varie fasi di strutture leggere, steccati, tettoie a partire dall'Alto Medioevo e almeno per tutta l'età medievale, così l'abbiamo interpretata. Però tuttavia, diciamo, proprio in questi giorni stiamo estendendo quest'area e devo dire che cominciano ad esserci elementi interessanti. Per esempio, qui si vedono chiaramente sotto l'edificio, non so se riuscite a vederlo,
però questa foto è di ieri, quindi non possiamo ancora dire molto. Tra l'altro in associazione con un bel follis anonimo di classe G, quindi della metà dell'XI secolo. Abbiamo individuato una serie di strutture murarie sepolte sul lato orientale dell'edificio ecclesiastico, risparmiate dalle profonde arature e dall'azione appunto distruttiva delle profonde arature sul banco di roccia, la costruzione di queste strutture potrebbe essere datata ad età normanna. Un contesto coerente all'edificazione di un muro ha restituito ceramiche databili al pieno XII associate ad un bel follis anonimo di classe C. Frammenti di intonaco dipinto caratterizzano ovviamente la funzione di queste strutture e alcune scorie legate a processi metallurgici lasciano pensare alla presenza di officine o comunque almeno alla presenza di semplici attività legate alla lavorazione del metallo. Siamo ancora agli inizi, quindi bisognerà chiarire questi materiali, bisognerà studiarli. In conclusione, direi che le indagini che stiamo conducendo nell'abbazia italo-greca di San Niceta stanno fornendo elementi indicativi su cronologia e ruolo del centro monastico all'interno del paesaggio costiero adriatico del Salento. Sebbene il cenobio sia noto solo attraverso fonti tardo-medievali, lo scavo stratigrafico ha appurato la presenza di strutture murarie di età normanna, sicuramente afferenti ad una prima strutturazione complessiva dell'impianto. L'area, ad ogni modo, appare chiaramente frequentata già in età bizantina. Sono numerosi infatti i reperti riferibili ad un'occupazione avvenuta tra tardo IX e XI secolo, come dimostrano i cospicui frammenti di anfore medio-bizantine rinvenuti come residuali in molti contesti indagati e un follis costantinopolitano di Costantino VII e Zoe in giacitura secondaria. Inoltre, anche una delle sepolture potrebbe avere una datazione più alta. Il prosieguo delle ricerche potrà meglio chiarire se la fondazione del monastero possa essere attribuita alla cosiddetta seconda colonizzazione bizantina, quando più consistente appare la mobilità di religiosi italo-greci nella penisola, spinti anche dall'avanzata araba in Sicilia e in Calabria. Inoltre, mi pare di poter dire, appare già in controluce il ruolo di questo complesso nella messa a coltura e nella gestione agricola di un'ampia porzione costiera, nota per le larghe estensioni palustri e per essere ancora fino ad età moderna segnata dalla diffusione della malaria. Grazie. Grazie. Sarò veloce. Mi riferisco all'intervento di Cirelli e Tali Mi riferisco all'intervento di Cirelli e Tali, i primi due che abbiamo ascoltato. Posso fare la domanda? Allora, nelle slide, nella prima parte, c'era non so se sono presenti in aula, giusto per... mi sembra di non vederlo, giusto per sapere se posso avere una risposta. Andava chiamando Forgione. Sì. Allora, aspettiamo un attimo così. Ecco. Eccolo. Direi di chiamata in causa. Sì. Abbiamo preso No, niente. Allora, un paio di domande sulla prima presentazione. Allora, in una slide erano presenti, dove era indicata la cisterna centrale con dei pozzi che erano chiusi da, immagino, di macine di rimpiego. Ok? E volevo chiedere se quelle macine poi sono state collegate, perché nella presentazione non ho sentito un rapporto diretto tra le pietre da macina e un'attività produttiva probabilmente pre-insediamento oppure legata alla prima fase. Così come nel secondo intervento, per l'altro sito fortificato, c'era riferimento alle macine in calcarenite. Io domani farò un intervento proprio sulle macine, quindi diciamo mi sono focalizzato su questo aspetto qua. Immagino una committenza non molto importante, perché comunque le macine in calcarenite sono molto più friabili rispetto ad altri litotipi e quindi chiaramente la necessità di cavarle in situ, come è stato detto, probabilmente ha dettato un po' anche le scelte, un po' economiche, un po' di comodità, ecco, immagino. Poi, per quanto riguarda, c'era un'altra slide dove c'era una ricostruzione della torre in elevato disegnata. Allora, volevo chiedere come era stata definita l'altezza di quella torre e poi, siccome il substrato è rappresentato da gessi che notoriamente sono
facilmente erodibili per soluzione, un po' come i calcari, ma un po' di più. E infatti in molte slide ho visto degli esempi di carsismo nei gessi e quindi di erosione. Se quell'altezza poteva essere giustificata da uno scarico in fondazione su un terreno che poi in realtà poteva rompersi. È un discorso un po' più geotecnico, però in realtà credo che le ricostruzioni e l'assetto poi locale dovrebbero fittare bene, diciamo, rispetto alle risposte anche di tipo strutturale, no? E quindi questa era una mia curiosità. Ultima nota, l'intonaco rosso. Simile è presente, forse l'unico che ho visto direttamente, alla Red Tower, la torre di Sant'Agata, che è nel nord-ovest di Malta, ed è molto simile rispetto a quello che ho visto, quindi poteva essere, penso, utile saperlo anche per fare un confronto. Chiedo scusa per le tante domande, grazie. No, devi venire Devi qua, parlare vieni. di... Grazie. Bene, allora, per quello che riguarda le macine nella cisterna, sono 3 macine di reimpiego e sono tutte e 3 in calcarenite. Sono chiaramente antecedenti, riutilizzate come tappi, semplicemente tappi sia una delle cisterne e 2 dei pozzi. Inizialmente non sapevamo neanche che fossero dei tappi, l'abbiamo con lo scavo scoperto. E vengono esattamente, cioè lo stesso tipo di Ceparano, che è 2 valli più a sud, ed è sotto il castello dove stiamo scavando. Per quello che riguarda la committenza, quindi sì, sostanzialmente sono precedenti il XIII secolo, però noi sappiamo della loro produzione già dal X e anche nell'undicesimo sono reimpiegate nella casa, nella Domus, verso la fine dell'undicesimo, quindi comunque la loro produzione anche tra X e XI secolo è abbastanza probabile. Peraltro un frammento è nella torre campanaria di Pomposa, sempre con lo stesso tipo di Ceparano, quindi più o meno costruita nell'undicesimo secolo. Quindi diciamo che siano prodotti di quel momento, abbiamo abbastanza certezza, arrivano a essere prodotte anche dopo la fine dell'abbandono del castello dalle stesse aree, perché sono più estese. In calcarenite si chiama spungone, arriva fino alla zona di Castrocaro, nell'area del Forlivese. Non vorrei prendere troppo tempo. Per quello che riguarda la committenza, non sappiamo direttamente della gestione da parte dei Manfredi di questa committenza, quindi una committenza signorile. E la distribuzione già in età alto medievale, all'inizio dell'undicesimo secolo, in realtà è associata a tutti i territori, anche quelli pomposiani, che sono associati alla Comes Ravenna. Adesso qui è un discorso che forse non so quanto possa interessare, però di fatto è il fatto che tutta la terra su cui sono distribuiti i territori, su cui sono distribuite queste macine, appartenga originariamente a quelle che sono le terre del donario di Engerrada, di Ravenna, quindi alto medievale, e che sostanzialmente si trovano in un'area estesa come quella della signoria di Maghiardo Pagani. Io ho sempre pensato, ma magari mi sbaglio, che fosse invece proprio un controllo diretto dei proprietari su questa manifattura, che comunque sia, per quanto non appunto straordinaria perché è in calcarenite, però di fatto è un elemento comunque di economia che muove la stessa vita nel castello almeno di Ceparano e nei castelli vicini. L'ultima domanda riguarda gli intonaci. Sì, ovviamente la Torre Rossa di Malta è un luogo magico. Come? L'altezza della torre. Allora, l'altezza della torre, delle 2 torri, sia quella di Rontana sia di Ceparano, una è ancora conservata per oltre 12 metri e c'è un piano che manca. Abbiamo immagini sopra il tetto dell'ultimo piano, quindi noi pensiamo fosse intorno ai 15 metri e mezzo, 16 metri. E tutte e 2 più o meno avevano la stessa altezza. Una è impostata una è impostata direttamente sul gesso tagliato, ma l'altra opposta, che invece è stata completamente distrutta nel 1591, è impostata su una piattaforma di pietrame che è stato appositamente messo dall'architetto di questa costruzione per realizzare un'area esterna alla rocca originaria. Quindi c'è una piattaforma, peraltro neanche legata alla malta, molto instabile, su cui viene costruita questa struttura che arrivava fino a almeno 15 metri. Ceparano invece in calcarenite c'è un taglio nel banco e anche quella raggiunge
tra i 15 e i 18 metri di altezza. Se questa è la domanda. Vabbè, insomma, poi l'intonaco abbiamo visto, l'unico confronto più vicino ovviamente è l'area fortilizia di Faenza, sempre associata a Manfredi, che comunque si ha ancora ampi tratti intonacati in rosso. Adesso è virato verso il rosa, ma di fatto è quello il colore originario.